Telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali lunedì 27 febbraio in diretta come sempre fino alle 14:30 con le notizie di cronaca e tutti gli aggiornamenti su quelli che sono i principali temi di attualità in queste ore. Ma come ogni lunedì cominciamo subito con il sondaggio, con il nostro sondaggio al quale vi chiediamo di dare una risposta con una chiamata come sempre gratuita, i numeri che ora vedrete in sovraimpressione. Bene, il tema del sondaggio di oggi è strage di migranti, colpa del governo, in riferimento naturalmente a quanto accaduto ieri al largo delle coste di Crotone in Calabria. Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo gratuito allo 0422 162 6691, se per voi la risposta è no, il numero è allo 0422 162 6690. Come sempre il risultato del nostro sondaggio andrà in onda in diretta questa sera nell'approfondimento di prima serata, Ring, a partire dalle 21:15, condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ma noi ora abbiamo la cronaca che ci porta a San Donà di Piave, dove si è verificata l'ennesima tragedia della strada, quella che ha visto la morte di un 19enne deceduto nell'auto finita nel canale Grassaga, una tragedia resa ancor più drammatica dal fatto che appunto si è verificato sotto gli occhi del fratello gemello del ragazzo morto, fratello che ha tentato invano di trarlo in salvo. Sentiamo. Si è tuffato nel canale, ha raggiunto l'abitacolo, ha tirato fuori il fratello e lo ha riportato a riva disperato, ma non c'era più nulla da fare. Gabriel è morto sotto gli occhi dell'inseparabile gemello Riccardo. Una tragedia nella notte di San Donà. Gabriel Andretta ha perso la vita a 19 anni dopo che la sua Peugeot è finita fuori strada nel canale Grassaga, a Fossà, poco distante da casa, dove stava rientrando. Riccardo lo precedeva su un'altra auto, non l'ha più visto. È tornato indietro e si è accorto della vettura nel canale. Poi il drammatico epilogo, l'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In paese sono ore di shock. Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba, Luci sulla buona strada, mamma di quel Riccardo Laugeni tra le 4 vittime del tragico incidente di Jesolo nel luglio 2019, conosce molto bene la famiglia ed è stata tra le prime a portare il suo conforto, trovando disperazione e lacrime. Un vuoto, una disperazione, una tristezza che, come dico sempre, non può essere colmata in nessun altro modo. Per lo più è una famiglia che conosco da molto tempo ed è stata molto anche vicina nel momento in cui è successo a me e ho voluto fare lo stesso anch'io. Sotto shock in particolare il fratello Riccardo. Immaginiamo che immagine possa avere questo fratello e che cosa possa avere dentro, perché molte volte queste cose non passano da oggi in domani, hai sempre qualcosa dentro che ti rimane, quindi è un'immagine molto molto forte, una cosa molto dolorosa che ti rimane dentro, ed è stato anche bravo, coraggioso nel provare a tentare di salvare suo fratello. Gabriel aveva frequentato l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Vito Volterra e ora studiava a Ca' Foscari. Con Riccardo militava nella squadra juniores del Musile 1000, che ha deciso di rinviare la partita prevista nel pomeriggio in segno di lutto, postando sulla pagina Facebook un messaggio di cordoglio. Ancora giovani vite spezzate, troppe per Romina Ceccato, che continua la sua battaglia su più fronti. Primo, maggiori investimenti sulla sicurezza. Se in quella strada ci fosse stato un guardarai, se quella strada fosse stata a senso unico, allora vogliamo prendere in mano la situazione, ma basta parole, perché mi sembra che ultimamente qua, questo bollettino non sta finendo. Secondo, la sensibilizzazione. Sì ragazzi, quando cominciano a fare anche le patenti, cominciano a guidare, dovrebbero andare sui posti dove le strade sono pericolose.
Ecco, continuiamo a parlare di questo dramma che si è verificato a San Donà di Piave, recandoci proprio sul posto. Ci chiedono la linea la collega Anna Maria Parisi, che si trova assieme all'assessore alla sicurezza del comune di San Donà di Piave. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Marte, ci troviamo proprio sul luogo della tragedia. È proprio qui a pochi passi da noi dove si è verificato il tragico incidente, qui lungo l'argine che costeggia appunto il Grassaga, con le macchine, i camion, i mezzi che circolano e ogni tanto si fermano per vedere dove è successo il fatto. La macchina è caduta e si è rovesciata nel canale che è a 2 passi da noi. Come anticipavi giustamente tu, Marta, sono qui in collegamento con l'assessore alla sicurezza del comune di San Donà di Piave, Walter Codognotto, che ringrazio per la disponibilità. Assessore, dunque si diceva, se questa strada fosse stata messa in sicurezza forse ancora sarebbe qui tra noi Gabriel. E naturalmente noi stiamo vedendo anche con le immagini di Paola Barbato dove ci stiamo trovando adesso. Siamo a 2 passi dalla strada e a 2 passi dal canale. Ecco, una strada che è molto frequentata, ci sono tante abitazioni qui di fronte a noi, tante case e gente che comunque va e viene per motivi di lavoro, di studio. Se si fosse messo un guardrail qui forse sarebbe ancora tra noi il ragazzo. Beh, sinceramente non è facile da dire, se c'era il guardrail, col senno di poi non è sempre facile dare determinate affermazioni. Non mi sento neanche di dire che avrebbe salvato la vita del ragazzo, sinceramente, perché se ricordiamo bene l'ultimo tragico incidente avvenuto a gennaio è stato proprio il guardrail a uccidere i 2 ragazzi sull'argine sopra il nostro Piave. Sì, perché a gennaio c'è stato un altro incidente dove sono venuti a mancare altri 2, sono state spezzate 2 giovani vite a causa sempre di questo incidente stradale, sempre qui nello stesso territorio, 2 ragazzi sui 20 anni. Però qui non è che si voglia dare la responsabilità ad alcuno, semplicemente si dice nel momento in cui ci sono questi incidenti agire sulla strada, sul fronte della prevenzione. Quindi questa è una strada comunale, Assessore? Sì, questa è una strada comunale. Giustamente la prevenzione ci deve essere sempre. Ovvio che non è sempre facile prevenire dappertutto e tutte le strade che ci sono. Noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e si augura sempre che questi incidenti non accadino, perché perdere un ragazzo giovane o comunque qualsiasi vita è sempre doloroso. Perciò anche a nome mio, dell'amministrazione comunale, ma penso anche di tutta la città di San Donà di Piave, vanno le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Ecco, Assessore, nel momento in cui però si verificano questi incidenti, è possibile effettuare una mappatura delle strade comunali per poi, dove tra l'altro si sono verificate queste tragedie, per agire sul fronte della prevenzione, quindi capire se è possibile mettere un guardrail, illuminare maggiormente la strada? Vedo che i lampioni ci sono, però non so di notte con quale frequenza vengono accese, ad esempio alle 2 del mattino tra sabato e domenica erano accese queste luci? Sì, adesso dirle con certezza che erano accese, sicuramente l'illuminazione notturna è accesa ed è funzionante. Ovvio che non è facile, ripeto, prevenire tutto quanto. Noi la mappatura, quando accadono incidenti, abbiamo tutti i dati e ovviamente andiamo a cercare sempre di prevenire, capire dove succede il fatto, se possiamo dare una mano e contribuire a una sicurezza maggiore delle strade, questo sicuramente. Poi le strade sono tantissime e gli argini ce ne sono tanti, non è facile capire, dobbiamo anche capire quello che è accaduto, ci sono le indagini in corso, le valutazioni che saranno affidate agli organi competenti per capire come è accaduto il fatto.
Non so se da studio ci siano domande, nel frattempo una precisazione, che qui non siamo assolutamente, non vogliamo fare, se non siamo al tribunale, non vogliamo condannare nessuno, semplicemente capire cosa si possa fare dal punto di vista della prevenzione. Tra l'altro dove è successo la tragedia e dove ci troviamo noi fa veramente, vengono i brividi a pensare che qui l'altro giorno si è verificato questo incidente accaduto neanche a pochi chilometri, a pochi passi dall'abitazione di Gabriel Andretta. È un ragazzo bravissimo che era molto amato da tutta la comunità qui a Fossà, è un ragazzo che studiava, si dava da fare per la comunità stessa, era molto attivo in parrocchia, insomma era ben voluto proprio da tutti. Adesso l'amministrazione comunale con il sindaco, vi siete sentiti, pensate di fare qualcosa per una giornata di lutto cittadino per ricordare questo ragazzo? Adesso vedremo cosa fare, domani abbiamo giunta, valuteremo il da farsi. Sicuramente le cose sono venute così di fretta, cioè svegliarsi la domenica mattina con una tragedia del genere per me è un impatto fortissimo. Adesso valuteremo appunto con il sindaco cosa fare sicuramente. Infatti ieri mattina verso le 10:45 la messa della domenica è stata dedicata naturalmente a Gabriel con il parroco Don Alessandro che lo ha voluto ricordare con tutta la comunità e gli amici, la catechista che lo ha tenuto per la cresima, insomma le parole di forza e di vicinanza alla famiglia sono state tante e naturalmente ci uniamo anche noi in un abbraccio simbolico a tutta la famiglia nel cordoglio anche da parte della nostra redazione. Per quanto ci riguarda la linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria, all'assessore alla sicurezza del comune di San Donà di Piave, a Paola Barbato, per il contributo tecnico a questo collegamento. Noi ora continuiamo con la cronaca perché c'è un'altra notizia che in queste ore sta tenendo con il fiato sospeso più di una comunità. Il caso del 17enne che si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa dopo essere stato colpito da meningite. Sono una sessantina anche le persone in queste ore sottoposte a profilassi. Ci aggiorna su questa notizia da Tezze sul Brenta Sharon De Carlo. Buongiorno Sharon. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3. La meningite torna a far paura. L'ultimo caso è stato ricoverato un ragazzo di 17 anni di Tezze sul Brenta sabato notte all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Al momento il ragazzo è gravissimo e noi siamo in compagnia del sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. Buongiorno sindaco. Ci racconti di queste ultime 48 ore? Ieri mattina sono stato avvisato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 7 che appunto era stato ricoverato nel giorno precedente presso l'ospedale di Bassano del Grappa questo nostro concittadino, un ragazzo di 17 anni, per meningite batterica. La diagnosi è stata fatta velocemente, per cui mi è stato riferito che hanno iniziato la terapia e che erano fiduciosi insomma, nel poter in un buon esito di questa terapia. Mi hanno anche detto che c'era la necessità di contattare tutte le persone che erano state in contatto con il ragazzo nei giorni precedenti al fine di procedere alla profilassi, per cui i compagni di scuola, i compagni della squadra di basket del Trevigiano dove lui aveva giocato fino al giorno prima, ed era appunto partita questa profilassi e altre persone del nostro comune che avevano partecipato ad una festa insieme a lui. Ci auguriamo tutti che si possa concludere con esito positivo questa brutta faccenda e quindi insomma che ci sia veramente un sospiro di sollievo da parte di tutta la famiglia. Sindaco, Tezze sul Brenta ha paura? Ecco, sotto questo punto di vista vorrei tranquillizzare i miei concittadini perché la diagnosi è stata fatta immediatamente, la profilassi è partita
in tempi brevissimi, per cui insomma mi sento di rassicurare tutti i concittadini di Tezze, perché la situazione dovrebbe risolversi sotto questo aspetto nel migliore dei modi. Sono state mappate più o meno 60 persone, corretto? Sì, certo, le persone, quindi come dicevo prima, i compagni di scuola, i compagni di basket e gli amici che avevano partecipato con lui ad una festa nei giorni precedenti. Il ragazzo al momento è gravissimo, lei è in contatto con la famiglia? Io sono passato ieri, ho trovato solo i nonni perché i genitori non c'erano, erano preoccupati, però tanto fiduciosi come lo siamo tutti, per chi crede. Diciamo una preghiera affinché si possa risolvere la faccenda nel migliore dei modi. Speriamo in un miracolo, Sindaco. Esattamente, speriamo proprio in un miracolo, ce lo auguriamo tutti. Grazie al sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. Marta, io ti restituisco la linea. Grazie a Sharon De Carlo per questo collegamento. Ricordiamo che tra le persone sottoposte a profilassi ci sono anche 22 residenti in comune di Riese. Sono lo staff e gli atleti della squadra di basket nella quale appunto giocava il ragazzo 17enne. Lasciamo per il momento la cronaca e passiamo alla politica per parlare del risultato delle primarie del Partito Democratico, che hanno visto vincere e stravincere in diverse zone la candidata Elly Schlein. In particolare a nord-est c'è stata davvero una valanga di consensi. Per parlare di questo abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Andrea Martella, segretario del PD del Veneto. Buongiorno segretario. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ecco, che commento diamo a questo risultato che è arrivato inaspettato, insomma, ieri a tarda serata, con un vero e proprio plebiscito in alcune zone, nella città di Venezia in modo particolare. Addirittura i consensi per Schlein hanno toccato il 78%, uno dei migliori risultati a livello nazionale. Sì, e innanzitutto voglio dire che quella di ieri è stata una straordinaria giornata di mobilitazione democratica. Pensi, in Veneto hanno partecipato più di 60.000 elettori alle primarie, dimostrando che siamo un partito vivo, presente, radicato nel territorio e che riesce a chiamare ancora i cittadini ad esprimersi sul futuro del nostro partito. Non credo che ci siano in Veneto altri partiti in grado di organizzare un'operazione di questo genere, anche perché abbiamo fatto circa 400 seggi in tutta la regione e 4.000 volontari hanno garantito che la macchina organizzativa potesse funzionare. E poi, come ha detto lei, c'è stata un'affermazione molto netta di Elly Schlein che ha saputo richiamare molti elettori proprio per una voglia di cambiamento, direi una voglia di riscatto che è presente nel nostro corpo elettorale, quello di dare un futuro al Partito Democratico, di farlo essere un partito dell'opposizione a questo governo della destra, il governo più a destra che si sia mai visto nella storia della Repubblica, e che un partito che anche in Veneto intende sempre più rafforzare il proprio profilo per poter essere alla guida della regione Veneto nei prossimi anni. Ecco, io ci leggo questo significato. Adesso è anche il momento dell'unità. Ha avuto un risultato molto importante anche Stefano Bonaccini, che ringrazio anche per le belle parole che ha detto e anche per il modo con cui ha interpretato questo confronto e per tutte le sue idee, e adesso dovremo lavorare assieme con un nuovo spirito unitario per fare del Partito Democratico un partito più forte che si occupa delle persone, della nostra comunità e di tanti problemi che riguardano i cittadini del Veneto.
Ecco segretario, ma come giudica lei il fatto che il risultato insomma, dei gazebo abbia in qualche modo contraddetto quello che è stato poi il risultato delle sezioni, quindi insomma degli iscritti al partito, dei militanti iscritti appunto con tessera al partito? E me lo spiego come ho detto prima, la Schlein ha saputo interpretare una voglia di cambiamento, ha saputo richiamare molti elettori che si erano allontanati, che non votavano PD o che non partecipavano a momenti come questo, e ha saputo infondere una voglia di riscatto. Questa mi pare la spiegazione. Questo risultato, come lei ha detto, è un risultato in tutto il nord del paese, nella nostra regione e nelle altre, ed è indicativo anche di una certa mobilitazione dell'opinione pubblica. Tra gli iscritti nel Veneto il risultato era stato di 300 voti a favore di Bonaccini, quindi come ha detto lei in qualche modo si è non dico rovesciato, ma si è cambiato quel risultato. E del resto noi siamo il partito che ha scelto di avere nelle primarie uno strumento per decidere la propria leadership, per avere una leadership legittimata anche dal corpo degli elettori. E ecco. quindi Sì, no, volevo dire, il fatto che abbia vinto comunque la candidata più orientata, più collocata a sinistra, insomma, del partito, non rischia di far perdere la parte più moderata dell'elettorato del Partito Democratico, quella cattolica. Leggevo questa mattina sui giornali che addirittura qualcuno ventila già una scissione. Io penso che noi dovremmo evitare uno scenario di questo genere. Adesso è il momento dell'unità e della responsabilità da parte di tutti. Peraltro siamo un partito democratico che fa del pluralismo una propria ricchezza e quindi nel nostro partito possono convivere posizioni, diciamo, più radicali con posizioni più diciamo moderate, ma è del tutto evidente che in Veneto il nostro lavoro dovrà proseguire così come lo abbiamo fatto nel corso di questi mesi, e cioè come un partito che intende riferirsi alla società veneta, avere dei programmi, una visione del Veneto e parlare anche a tutte quelle componenti liberali, popolari, che nel corso di questi anni non hanno trovato nel Partito Democratico un punto di riferimento. Ecco, noi dovremmo continuare a fare questo anche con la forza, l'innovazione e la voglia di cambiamento che ci è venuta dall'elezione di Elly Schlein. È un lavoro serio, ecco, io penso che però lo si possa fare seriamente da parte di tutti. Ecco, di fatto gioisce il terzo polo, no? Gioisce la componente centrista, c'è anche chi parla di una manina esterna che potrebbe aver, come dire, contribuito a cambiare l'esito di queste primarie. Ma guardi, la manina esterna la escludo, anche perché penso che nessuno sia in grado di condizionare proprio un bel niente. E invece per quanto riguarda il terzo polo non penso che gioisca o sia nelle condizioni di dover gioire, perché è del tutto evidente che il Partito Democratico è l'unico partito su cui si può costruire un'alternativa alla destra. Un'alternativa alla destra che io penso debba coinvolgere anche il terzo polo, per cui chi pensa che adesso l'orientamento del Partito Democratico sarà diverso sbaglia. Si è visto anche alle ultime elezioni della Lombardia e del Lazio che senza il PD 5 Stelle o terzo polo non vanno da nessuna parte, e quindi lo sforzo che dovremmo fare come Partito Democratico è tenere insieme un'alleanza di centrosinistra molto ampia nella quale possano convivere programmi comuni e anche delle impostazioni che sono frutto magari di idee diverse, e però dei programmi comuni, e quindi invece di parlare di ipotetici scenari faremo bene a parlare di
lavoro, di ambiente, di giustizia, di rapporto con le imprese, di salario minimo, cioè delle cose che riguardano davvero i cittadini. Io ho fiducia che il Partito Democratico riuscirà a fare questo. Grazie ad Andrea Martella per essere stato con noi quest'oggi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Arrivederci, un saluto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Paese, in provincia di Treviso, per tornare a parlare della scomparsa di Marianna Cendron. Proprio oggi sono 10 anni appunto dalla scomparsa di questa giovane. Vedo che abbiamo in collegamento Daniela Sizia con i genitori di Marianna. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. L'hai detto tu, oggi sono esattamente 10 anni da quando Marianna è uscita dal lavoro ed è svanita nel nulla. Non è stato mai trovato il suo corpo, non si è mai saputo nulla, solo qualche segnalazione durante i mesi dopo la sua scomparsa, ma in realtà un nulla di fatto. Di Marianna non si è davvero saputo più niente. Io sono con la mamma Emilia. Signora, 10 anni diceva prima, di sofferenza, 10 anni di silenzi. Sì, questa è la parte più difficile, più dura, che noi da 10 anni viviamo un'agonia quotidiana e siamo sempre in attesa di una telefonata, di una segnalazione, qualsiasi cosa che ci porti a lei. E inoltre c'è anche questo silenzio che da anni continua e che ci uccide, perché non sappiamo dove andare a cercarla. Ecco, fra l'altro il procedimento è stato archiviato e quindi di Marianna voi non potete sapere più nulla, almeno da un punto di vista giudiziario. Da un punto di vista giudiziario sì, ma noi comunque continueremo sempre a provare, a cercare, a trovare quell'appiglio che ci possa permettere di riaprire il caso, di sapere soprattutto cosa è successo, la verità. Ecco, vi faccio vedere anche delle foto. Abbiamo visto qua tante foto di Marianna, del fratello, perché ha un fratello piccolo. Quando sono arrivati per la prima volta qui in Italia, loro sono stati adottati in Bulgaria, li vediamo anche qua all'aeroporto, proprio quando sono arrivati i primi giorni, erano piccoli, tanti sogni, tantissimi sogni anche da parte di Emilia e di Pierfrancesco, con 2 bimbi così piccoli. Signor Pierfrancesco, dopo tanti anni, che cosa si sente di dire? Beh, dopo tanti anni, come ho sempre ripetuto, ho sempre detto, mi aspetto che mi suoni il campanello. Il retro di questo è che dopo 10 anni Marianna potrebbe non esserci più, per cui bisogna essere preparati anche a questo. Infatti quando, come adesso ci sono le ossa a Marghera, oppure quando viene ritrovato un corpo e ne danno notizia, sicuramente finché non c'è un esito si pensa anche a questo. Però lei la speranza è quella invece che sia ancora viva? Certo, è quello che ci tiene in vita, la speranza, e ci mancherebbe. Bisogna essere presenti, bisogna essere qui. Come ho detto prima, spero mi suoni il campanello, come mia moglie ha detto che lei l'ha sognata con una bambina. Io non la sogno, però in cuor mio sicuramente la sto aspettando e questo resterà sempre finché non ci sarà nulla che mi dirà viceversa, guarda che abbiamo trovato qualcosa che può essere di Marianna. Ecco, i genitori hanno scritto una lettera aperta a Marianna per rivolgere anche un appello a lei, se fosse viva, di farsi viva, di tornare, o anche solo di fargli sapere che sta bene. Certo, perché ora ha 28 anni, quindi la immaginiamo anche donna, la immaginiamo capace di pensare, di reagire. Speriamo che se qui si sia realizzata come lei voleva, diventare una chef, diventare comunque una donna migliore, quello lo aveva. A lei vengono ancora le lacrime, sono passati 10 anni, è ancora più difficile ora.
Sì, è ancora più difficile perché avendo il nulla non sappiamo dove appigliarci, però come lo abbiamo sempre ribadito noi non smetteremo mai di cercarla. Ecco, il fratello che adesso lavora, si è realizzato, che cosa dice? Il fratello pensa come noi che non si sia allontanata volontariamente, che quella sera possa essere successa qualsiasi cosa, questo noi non lo sappiamo. Però dobbiamo arrivare a capire veramente cosa è successo, arrivare alla verità, arrivare a lei. Fra l'altro, insomma, come vi ricordate, era sparita Marianna, era sparito il suo zainetto, era sparita anche la sua bici, voi non avete trovato più nulla? No, non è mai stato trovato nulla, ci sono state delle segnalazioni che siamo andati a vedere, magari con i carabinieri o anche con chi l'ha visto, che ci ha mandato delle foto in giro per l'Italia, però nulla di fatto, non era la sua bici. Però insomma è una battaglia che voi non smetterete mai di combattere. No, mai, assolutamente. Noi stiamo cercando un appiglio perché si possa riaprire il caso. È molto difficile perché deve succedere veramente qualcosa. Crediamo e speriamo che magari un domani questo possa accadere. Marta, da Paese è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia, Nicoletta Rizzetto e ai genitori naturalmente di Marianna Cendron per questo collegamento nel giorno del 10° anniversario della scomparsa di questa ragazza. Noi ora torniamo a parlare della morte di Edoardo Zattin, colto da malore in una pausa dell'allenamento di box. Siamo a Padova, i genitori chiedono che sia fatta piena luce su quanto accaduto. Gli istruttori della palestra ribadiscono non stava combattendo, non stava facendo un incontro di box. Sentiamo. Non si danno pace i familiari di Edoardo Zattin, il 18enne di Este morto venerdì dopo 2 giorni di ricovero in ospedale a Padova per un malore accusato al termine di un allenamento di box in una palestra di Monselice. Sulla sua morte è stato aperto un fascicolo di indagine dalla Procura di Padova. I carabinieri di Monselice hanno già sentito gli istruttori della palestra che ribadiscono come Edoardo non stesse facendo un incontro. Non è stato un incontro di pugilato dove si danno le botte, per dire, ma stavano facendo, si chiama sparring, un cambio di tecniche col massimo controllo, che lo faccio fare anche ai bambini io. Durante la lezione, che io so però come viene fatte queste lezioni di pugilato, abbiamo un orologio che suona ogni 2 minuti e poi c'è 1 minuto di pausa. Allora questo ragazzo si stava allenando con uno scambio di tecniche con controllo al massimo, quasi neanche si toccano, per 2 minuti. Si era fermato e si stava soffiando il naso Edoardo quando è crollato a terra, immediatamente soccorso dai presenti. Trasportato in ospedale a Padova, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione di un'emorragia cerebrale, il sospetto su cui si spera faccia luce l'autopsia è che si tratti degli esiti di un trauma. Nel frattempo tutti si sono stretti alla famiglia di Edoardo Zattin, ricordato anche dalla scuola di Istituto Testino che frequentava, con un momento di raccoglimento a cui hanno partecipato tutti gli studenti. Restiamo a Padova con la riapertura dell'indagine sull'omicidio di Matteo Toffanin. In settimana sono previsti nuovi interrogatori, convocato anche un super pentito della mafia del Brenta. La macchina della giustizia non si ferma dopo la riapertura dell'indagine sull'omicidio di Matteo Toffanin, il 23enne di Ponte San Nicolò ucciso la sera del 3 maggio 1992 in via Tassoni alla Guizza, probabilmente per uno scambio di persona. La vittima sfuggita all'agguato, secondo gli inquirenti, è Marino Bonaldo, 70enne padovano, un tempo sodale della Mala del Brenta. In settimana il PM Roberto D'Angelo e la squadra mobile sentiranno nuovi testimoni, tra di loro anche Stefano Galletto, super pentito della Mala del Brenta. Per il delitto di Matteo Toffanin sono indagati Andrea Battacchi, 60 anni di Padova, e Sergio Favaretto, 69 di Cadoneghe, 2 affiliati alla Mala del Brenta che parteciparono alla clamorosa rapina
rapina delle reliquie di Sant'Antonio e fecero parte del comando che riuscì a far evadere dal carcere 2 palazzi Felice Maniero. Anche lui sarà probabilmente ascoltato sul caso Toffanin. La scorsa settimana gli inquirenti hanno sentito Cristina Marcadella, la fidanzata di Toffanin, che era con lui nella Mercedes bianca al momento dell'omicidio. La donna, rimasta ferita, non ha mai smesso di chiedere che sulla morte di Matteo Toffanin fosse scoperta tutta la verità. Ed ora la cronaca ci porta in provincia di Treviso per tornare a parlare nuovamente dell'ennesimo episodio di razzismo in un contesto sportivo, dopo il caso dell'arbitro che è stato costretto ad interrompere la partita per insulti razzisti, quello del giocatore del Benetton Rugby, Cherif Traoré. Questa violenza verbale, insomma, continua a consumarsi. L'ultimo episodio si è verificato durante una partita di calcio a 5 di Serie C2 a San Vendemiano. Vabbè, negro, quello è che dicono sempre. Hanno iniziato ad insultarlo già a metà partita per il colore della sua pelle, gratuitamente. A fine partita arriva la sferzata finale, nuovi insulti. Gabriel lascia il campo e per questo ora rischia la squalifica, ma vuole spiegazioni. I compagni lo convincono a rientrare. Nel momento in cui sono rientrato mi stavo mettendo in fila con gli altri, un genitore a fuori fa tornatene in gabbia. Proprio l'ha urlato così e questo l'ha sentito anche l'arbitro e tutto, e là è uscito tutto il casino. Mi sembrava proprio troppo e sono esploso. 22 anni in Italia da circa la metà, dove è arrivato per ricongiungersi con la mamma. Cameriere la sera, 2 giorni a settimana sul campo nel weekend della partita. Gabriel ha deciso di non denunciare. I 2 responsabili del settore giovanile della squadra avversaria, il Savne 1000, sono già stati cacciati. Il 61enne invitato a non presentarsi più in tribuna. Ma c'è qualcosa che questa volta, dopo anni di insulti, si è mosso dentro, in lui e anche nella dirigenza. Dire a una persona tornata in gabbia è come dargli dell'animale, di qualcosa di proprio brutto, da essere rinchiuso, capito? Che non dovresti essere in mezzo alle persone, robe così. È spiacevole, quindi ho un po' rivisto in Gabriel quello che magari spesso è capitato anche a tuo figlio. Esatto. A giocare insieme a Gabriel c'è anche Mesfin, adottato insieme alla sorellina dal dirigente Luca Gatto. Succede spesso, ma magari negli anni noi abbiamo sempre cercato di fargli capire che non bisogna rispondere con violenza su violenza. Il colore della pelle, secondo me, è la scusa, è una scusa per tirar fuori il peggio di sé. Purtroppo nel mondo dello sport succedono queste cose. Insulti, diciamo che è una cosa di ogni partita. Però purtroppo succedono anche queste cose che entrano un po' su discorsi molto pesanti. Questo è stato più pesante? Questo è stato un po' pesante, sì. I carabinieri del nucleo operativo di Venezia hanno arrestato 2 quarantenni veneziani condannati definitivamente per una rapina ai danni di una guardia giurata commessa nel centro storico di Venezia nel dicembre del 2012. I 2 sono stati rintracciati nel sestiere di Castello e portati alla casa circondariale di Venezia, dove dovranno scontare la pena di 4 anni e 6 mesi. La rapina era avvenuta la notte del 28 dicembre del 2012. Una guardia giurata durante il servizio notturno di controllo era stata affrontata in modo violento dai 2, travisati da un passamontagna e minacciata la guardia giurata con una pistola e un coltello puntato alla gola. Dopo essersi fatti consegnare la pistola dall'agente, i 2 avevano danneggiato il natante dell'istituto di vigilanza, scappando poi a bordo di un barchino. L'indagine, anche grazie alla conoscenza delle persone pregiudicate nel territorio veneziano, si sono orientate sui 2 veneziani grazie anche ad intercettazioni telefoniche che sono poi sfociate nel processo che si è concluso in Cassazione lo scorso 23 febbraio con la dichiarazione di inammissibilità dell'ultimo ricorso. I 2 quindi sono stati oggi fermati dai carabinieri, arrestati e portati in carcere. Con la cronaca ora andiamo a Schio, nel Vicentino. C'è stato un incendio e un'auto è andata completamente distrutta nel parcheggio del proprietario della vettura stessa. Sentiamo.
Incendio nella notte a Schio, un'auto è andata a fuoco in via Dino Compagnia, nessun ferito, l'Audi Coupé era parcheggiata nell'area privata di un condominio. I vigili del fuoco sono intervenuti arrivando dal distaccamento di Schio e spegnendola con la schiuma le fiamme che avevano avvolto l'automobile. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Eccoci, ora siamo allo spazio dei nostri approfondimenti, parliamo di violenza e di disagio dei ragazzi, dei giovani. Abbiamo già in collegamento il nostro primo ospite, lo ringrazio per essere con noi, è il dottor Gerardo Favaretto, psichiatra, docente di psichiatria all'Università di Padova, già per molti anni primario del reparto di psichiatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno dottore e grazie per essere con noi. Purtroppo la cronaca, ne abbiamo parlato diffusamente nel corso dei nostri telegiornali, sta continuamente riportando in primo piano episodi di violenza tra i ragazzi. L'ultimo, quello dell'accoltellamento in un istituto scolastico, risale appunto a giovedì scorso, ma poi continuano questi episodi di risse, magari a beneficio dei social, che si verificano in modo particolare il sabato sera in centro città. Continuano episodi di bullismo. La settimana scorsa c'è stato anche un gravissimo episodio a Vedelago con dei giovanissimi che hanno adescato un cinquantenne per poi sequestrarlo, seviziarlo, picchiarlo in un casolare abbandonato a scopo di rapina. Insomma, tutti episodi di cronaca davvero sconcertanti. Che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi, dottore? Beh, buongiorno intanto. Stavo pensando, mentre così presentava il tema, che noi parliamo del disagio giovanile, lo stiamo facendo da tanto tempo, da diverso tempo, prima del Covid, ancora di più dopo il Covid. Ma non possiamo pensare che la violenza, l'aggressività, la distruttività sia un problema che riguarda solo i giovani. Cioè, mi chiedevo anche qualche giorno fa che cosa vedono poi i giovani intorno a sé, che tipo di mondo vedono. Vedono un mondo violento, distruttivo, insomma sappiamo bene cosa succede intorno al mondo. E non possiamo pensare che poi la violenza non coinvolga anche loro. C'è molta violenza in questo mondo attualmente. È una violenza che non è solo legata ai disastri, alle guerre, alle tragedie che vediamo intorno, ma senz'altro quelle sono importanti, ma anche legata proprio al modo stesso con cui le persone stanno interpretando il senso di comunità, o la comunità in qualche maniera, insomma, si rende evidente. Quindi c'è un mondo intorno che è un mondo aggressivo, distruttivo, violento, e i giovani ovviamente sono poi trasportati dentro questo mondo, vivendo con difficoltà i conflitti che nascono dal fatto di avere una loro evoluzione personale. È chiaro che c'è il discorso dei social, c'è il discorso dell'uso di sostanze, c'è il discorso di una fragilità che è sempre meno identificata e tutelata, no? Si confonde la fragilità dentro questi comportamenti e dentro queste situazioni. Però non possiamo, come dire, ogni volta che ci sono questi fatti di cronaca, ritrovarci a dire che cosa sta succedendo, quando, mi permetto di dire, sappiamo bene quello che sta succedendo, no? Sappiamo che c'è comunque generazioni che stanno arrivando, per cui il mondo è completamente cambiato. C'è una grande difficoltà nella gestione di tutta una quantità di stimoli, molti di più di quelli che i giovani di una volta ricevevano, sono ricevuti dai giovani, dai ragazzi. Oh, ecco, è caduta la linea. Allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il dottor Favaretto. Tra l'altro tra pochissimo dovrebbe collegarsi anche il dottor Vittorio Filippi, sociologo, che si sta occupando anche egli appunto di questa tematica. Ecco, vedo che è ritornato il dottor Favaretto. Ecco, era caduta la linea.
Sì, non ho capito bene cosa sia successo con la linea, ma insomma anche questa forse è soggetta a precarietà e violenze, chi lo sa. Capita. No, comunque stavo concludendo, insomma, era per dire, sappiamo che ormai da anni questo è un punto di grande fragilità e tutti questi episodi sono indicatori del fatto che bisogna investire di più sull'identificazione precoce delle fragilità, sulla tutela di queste fragilità, sul supporto alle funzioni educative e sul supporto anche alle famiglie, insomma, perché poi spesso le famiglie sono in difficoltà, fanno un po' da loro, è un mondo in cui si comunica decisamente molto meno, si comunica per rappresentazione, non per interazione, e credo che insomma nei limiti del possibile è necessario pensare insomma di intervenire da questo punto di vista. Questo sarebbe un altro lungo discorso, non lo voglio fare, ma insisto nel dire che questi sono indicatori di una situazione che sta evolvendo da tempo e sulla quale è necessario investire, dovrebbe essere una priorità, insomma, ecco, per quanto riguarda il lavoro che si fa nel sociosanitario, in generale per il sostegno alla comunità. Ecco, dottor Favaretto, quindi lei dice una situazione insomma che dava segnali di questo tipo di avvisaglia già da parecchio tempo, no? Ma quanto ha inciso, quanto vissuto appunto negli ultimi 3 anni con la pandemia nel come dire, mettere l'acceleratore a questo tipo di problematiche? Beh, sicuramente la didattica a distanza, per esempio, la pandemia, l'isolamento, la solitudine, sono stati tutti elementi aggravanti di fattori di rischio che peraltro già esistevano. I fattori di rischio, continuo a ribadirlo, sono l'uso di sostanze, la loro crescente diffusione, l'alcol non solo, insomma, ma anche altre sostanze, e in generale una dimensione di isolamento sociale, cioè di difficoltà alla comunicazione, che è favorita paradossalmente da quegli strumenti che noi chiamiamo social, ma che poi di social hanno molto poco, insomma, nel senso che non sono socializzanti, ma paradossalmente favoriscono l'isolamento piuttosto che la comunicazione delle persone. Allora, fattori di rischio c'erano prima, pandemia e il resto hanno aggiunto ulteriori fattori di rischio e credo che insomma sì, certamente abbiano dato un'accelerazione importante, però non sono gli unici responsabili, cioè questi problemi ci troveremo a discuterli anche senza la pandemia, di fatto, insomma è un problema dell'organizzazione anche un po' delle società occidentali, basta guardare non solo nel nostro paese ma in altri paesi, insomma ecco questo problema delle gang, del bullismo, del cyberbullismo, insomma sono problemi che a livello internazionale vengono discussi come fattori che possono indurre problematiche nei giovani, insomma. Ecco, senz'altro. E diciamo noi come adulti, ma per allargare poi il discorso alla società intera, alla scuola, ai servizi, che cosa possiamo fare per fronteggiare insomma questa situazione? Penso sia una domanda che si stanno ponendo anche tanti genitori, no, in questo momento. Beh sì, penso che poi sia la domanda fondamentale, no? Perché poi possiamo parlare per ore e ragionare sul senso delle cose, ma è chiaro che poi soprattutto chi è coinvolto direttamente, chi si trova ad avere in casa magari un ragazzo, una ragazza con delle difficoltà comportamentali, con dei problemi, eccetera, si chieda che cosa devo fare, qual è la soluzione. Ora è chiaro che esistono delle evoluzioni nel tempo, questa è la nostra società e il nostro clima di oggi, non è che una volta era meglio, era peggio, adesso siamo così, pensiamo alle cose agli ulteriori cambiamenti che ci saranno nel futuro, porranno altri problemi. Quelli di oggi fanno sì che, per esempio, se uno dei grandi problemi è l'isolamento, è importante che tutte le realtà coinvolte, quindi le famiglie per esempio, non stiano isolate, non tengano per sé le cose, ma vadano a chiedere supporto, aiuto. Per i servizi è necessario un investimento su questa tematica. Si parla, ripeto, già da tempo di giovani, ma obiettivamente sì, ogni tanto ci sono dei progetti, qualcosa che si vede nei giornali di qua, però la sensazione è che quando c'è un problema
le persone, le famiglie e i ragazzi stessi non sappiano bene a chi rivolgersi, cioè non abbiano chiaramente un riferimento, un percorso segnato, e questi percorsi bisogna disegnarli a partire dalle scuole stesse, a partire dal fatto, ripeto, è importante intercettare le fragilità precocemente, perché questo impedisce poi che ci siano delle evoluzioni problematiche. Quindi bisogna investire nell'ascolto, nell'osservazione, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, e creare probabilmente percorsi nei servizi di supporto più accessibili anche alle famiglie, oltre che ai ragazzi stessi, perché spesso sono le famiglie stesse che vanno sostenute. Certo, allora vedo intanto che si è collegato anche l'altro nostro ospite, lo ringrazio per essere con noi, benvenuto al professor Vittorio Filippi, sociologo. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Ecco, ma a fronte insomma di questo quadro che abbiamo tracciato, no? E al fronte comunque di questo ripetersi purtroppo sempre più frequente di episodi di violenza che vedono protagonisti i ragazzi, qual è la sua analisi? Beh, credo purtroppo che questa situazione non sia limitata all'oggi, ma ce la porteremo avanti, ed è un indicatore non solo di, una volta si diceva con una parola un po' abusata, del disagio, ecco, non solo delle difficoltà di chi sta crescendo, ma anche delle difficoltà correlate che hanno le famiglie e gli educatori. Credo che oggi sia terribilmente più difficile fare i buoni genitori efficaci, fare i genitori non efficaci, quello rimane molto facile, come sia diventato molto difficile fare anche gli insegnanti efficaci. Ripeto, anche qui fare gli insegnanti non efficaci è pure molto facile. Ma perché abbiamo mi perdonate il termine, un materiale umano, quello appunto dei giovanissimi, dei giovani, estremamente più esigente, non tanto esigente in senso così nozionistico, culturale, eccetera, ma io direi in senso umano, perché sono giovani, mi fa piacere, saluto anche il professor Favaretto, sono giovani estremamente più, se non vogliamo usare la parola più fragili, estremamente più debolucci, non in senso fisico per fortuna, su questo credo siano molto più robusti, ma sono molto più debolucci nello stare, come si direbbe in filosofia, nello stare al mondo, nello stare in questo mondo, dove effettivamente vivono una realtà al tempo stesso molto ricca, molto complessa, ma talmente complessa anche da essere disorientante, per cui alla fin fine, e concludo, credo che loro, un po' come nella rete, abbiano 1000 possibilità, 1000 agganci, 1000 spazi, ma anche al tempo stesso pochi o nessuno di riferimento solidi. Ecco, professor Filippi, proprio a questo proposito, lei accenna alla rete, il ruolo in tutto ciò della comunicazione, una comunicazione che c'è sempre più ed è sempre più vasta, ma nello stesso tempo è sempre più povera poi alla fine. Ma ecco, io userei un sinonimo di povera, e cioè superficiale, cioè ci fa credere che quello che c'è in rete, e c'è moltissimo, c'è di tutto di più, anche in positivo, c'è di tutto di più, però ci fa credere, anche agli adulti talvolta, che quello che c'è in rete sia il reale, e invece è solo una rappresentazione del reale, che può essere terribilmente falsificata o fuorviante. Ecco, allora, questi ragazzi, se sono troppo immersi in questa grande bolla a buon mercato ormai, che è quello che noi chiamiamo la rete, i social, eccetera, credo che vivono in un mondo di una enorme superficialità, dove uso il termine superficialità in senso anche buono, però superficialità vuol dire incapaci
di approfondire, incapaci di andare al di là di ciò che dice la rete, cioè una visione del mondo fin troppo semplice e semplificata, che non è questa. Il mondo è terribilmente più complesso, il rapporto con l'altro è terribilmente più difficile, il rapporto anche con la stessa sessualità è molto più complicato. Non è facile, il rapporto con il lavoro, il rapporto con la scuola, il rapporto con i genitori, il rapporto con gli insegnanti, il rapporto col gruppo dei pari, se sono relazioni vere diventano terribilmente più complicate e più serie. Se sono relazioni sempre, dentro la bolla vero-falsa della rete, tutto diventa appunto facile quanto però superficiale. Ecco, peraltro, professor Favaretto, molto spesso i ragazzi hanno gli strumenti per poter distinguere tra queste due realtà, la realtà vera e la realtà invece virtuale, che magari credono vera ma poi alla fine non lo è. Volevo sentire su questo anche il dottor Favaretto. Innanzitutto saluto anch'io volentieri Vittorio Filippi, è un'occasione appunto di incrociarlo. Mi aggancio a quest'ultima cosa che stava dicendo, che appunto, a parte il fatto che andrebbero effettivamente identificati, cioè non possiamo fare i giovani in generale, non sono tutti uguali, andrebbero identificate le situazioni di maggior fragilità, di maggior difficoltà. Quello che è interessante secondo me è che quando poi si crea una consuetudine, una cristallizzazione di questa solitudine dentro la dimensione della rete, succede anche il contrario, no? Un po' anche come questi fatti che sono successi, che citava all'inizio, dimostrano, cioè che le persone non solo vivono in una bolla, ma poi messe nella realtà concreta cercano la trattano come se avesse le regole della bolla, e quindi cercano, si muovono dentro la realtà come se si trovassero in una dimensione diversa, no? Pensiamo appunto a quello che è molto banalmente possiamo chiamarla la consuetudine, la necessità di ricevere like rispetto alle cose che si fanno o si mostrano, e quanto questo poi diventi un parametro. Se ho frustrazioni nella situazione di vita concreta, le cerco, mi narro, mi racconto, mi rappresento in un contesto diverso, dove invece avrò applausi, cuoricini, abbracci e tutte cose di questo tipo, che appunto non sono esperienze vere, ma sono rappresentazioni di esperienze, e alla fine sono completamente interiorizzate, cioè sono una cosa che la persona fa da sola, fa con se stessa. Ecco, alcune persone poi sono talmente segnate o da avere ritiri sociali, cioè da rinunciare completamente al confronto con la realtà, o al contrario cercare di piegare la realtà a questa dimensione, no? E quindi mettere in scena situazioni o giochi o cose che in qualche maniera pensano alla realtà come se fosse una dimensione virtuale. Ecco, allora io vi ringrazio per essere stati con noi e per averci aiutato a accendere questo focus, insomma, su queste situazioni che stanno succedendo purtroppo con sempre maggiore frequenza. Grazie quindi al professor Gerardo Favaretto e grazie a Vittorio Filippi, sociologo. Buona giornata, buon lavoro ad entrambi, grazie. Buona giornata. Grazie. Noi ora torniamo a parlare di politica. Tra pochissimo ci raggiungerà in studio, il tempo di entrare, Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco, ma torniamo intanto a sentire quelli che sono i commenti relativamente all'esito delle primarie del Partito Democratico. Capolista delle liste appunto di Elly Schlein, la padovana Vanessa Camani, che da sempre ha sostenuto la necessità di un forte rinnovamento all'interno del partito. Sentiamo l'intervista.
C'è bisogno di cambiare il Partito Democratico, che le sconfitte che abbiamo subito non sono state invane e che quindi abbiamo capito la lezione che gli elettori ci hanno dato e che siamo pronti per rappresentare una nuova lettura della società, una nuova visione del nostro impegno politico e la necessità di rappresentare tutte quelle persone che in questi anni sono rimaste indietro e che la destra al governo si sta colpevolmente dimenticando. Quanto può contare il fatto che ci sia bisogno di un anti-Meloni, quindi di un leader donna, secondo lei? Questo secondo me è soltanto un punto di innovazione che rappresenta e ha rappresentato Elly Schlein. Qui non è una questione di genere e non è neanche una questione di leader, è una questione di politica, di linea politica, e io penso che finalmente il PD, dopo tanti anni di governi di responsabilità e di scelte anche impegnative, oggi è pronto per rappresentare una proposta alternativa, non alla donna Giorgia Meloni, ma a questa destra spietata che sta governando il paese e che governa la regione del Veneto. Ecco, continuiamo con il PD perché capolista della lista Bonaccini a Padova, sempre a Padova, è il vice sindaco Andrea Michalizzi che abbiamo sentito. È arrivato un segnale anche molto chiaro che ha indicato Elly Schlein come segretario. Il risultato delle primarie, al di là del dibattito interno, va capito e poi va interpretato, portato avanti. Quindi questa sarà adesso la direzione che il partito deve prendere, lo faremo in modo unito. Io mi spenderò in questo senso perché tutte le sensibilità procedono nella stessa direzione. Anche questo è un grande cambiamento che il Partito Democratico deve far vedere. Si aspettava una forbice così ampia di stacco tra i due? Il popolo delle primarie è stato molto netto e questo, diciamo, è anche una sorpresa rispetto alle competizioni precedenti dove comunque si è sempre visto un testa a testa. Quindi questa volta il dato straordinario è anche questo, cioè e questo abbiamo visto anche localmente, anche una presa di posizione molto netta o da una parte o dall'altra. Ma questo è un dato che dovremmo, come dire, portare avanti tutti quanti insieme, questo è il nostro compito. Ecco, allora è entrato intanto il nostro prossimo ospite. Ringrazio per essere con noi il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Buongiorno Presidente. Buongiorno Marta, grazie e buongiorno anche ai telespettatori. Grazie. Allora direi, visto che appunto stavamo parlando di questo, un suo commento anche all'andamento, come sono andate insomma queste primarie del Partito Democratico, che peraltro insomma anche nel nostro territorio hanno visto stravincere insomma Elly Schlein rispetto a Bonaccini, peraltro appunto in controtendenza rispetto a quello che era stato espresso dagli iscritti del partito. Sì, sono dinamiche di altri partiti e non entro molto nel merito. Una riflessione è da farsi, e cioè che quando si dà la possibilità ad esprimersi non solo a un gruppo ristretto, alla classe dirigente, al partito, diciamo, quando si apre a simpatizzanti, noi abbiamo i sostenitori, talvolta arrivano segnali che servono alla classe dirigente per capire che la realtà talvolta è un po' diversa rispetto a quelle che sono le percezioni che chi dirige un partito talvolta ha. Conosco personalmente Stefano Bonaccini, è un buon amministratore, sembrava il favorito e poi invece quando si dà ascolto, e c'è stata una buona partecipazione, mi sembra di capire, quando si dà ascolto anche al di fuori un po' della ristretta cerchia di chi dirige, arrivano dei segnali che danno delle indicazioni e quindi bene per loro, bene che sia arrivato questo segnale dal territorio. Adesso faranno la loro politica che è antitetica a quella di centrodestra e quindi insomma noi governiamo a tempo, governiamo i territori, pensiamo di essere riusciti a dare delle risposte ai territori all'altezza dei bisogni dei cittadini, margini di miglioramento ce ne sono sempre e cercheremo di interpretare quello che i cittadini ci dicono. Ecco, quindi lei dice sempre un bene comunque quando si ascolta la voce dei territori, dei cittadini, anche quando questa insomma non corrisponde poi a quella che è quella dei dirigenti dei vari partiti, un po' quanto si era detto anche dopo le elezioni politiche, no? Relativamente a quanto accaduto con la Lega nel nostro territorio, nello specifico. È così. La riprova anche qui, insomma, quando si
si dà la possibilità alla partecipazione, arrivano segnali che bisogna siano intercettati da chi dirige, da chi governa. E gli apparati di partito talvolta sono un po' pachidermici nelle loro trasformazioni. Succede, rientra nel dover governare macchine così complesse, perché poi insomma si tratta di partiti che hanno articolazioni territoriali, parte dallo Stato, poi si articola le regioni, comuni, province, anche a livello politico, e il cambiamento oppure l'intercettare i sentimenti e i bisogni non è così immediato in una società che si trasforma molto velocemente oggi. C'è bisogno di dinamismo e questi sono segnali positivi a mio modo di vedere. Ecco, quindi lei dice sostanzialmente spesso la politica fa fatica anche a stare al passo con quelli che sono i cambiamenti che magari vengono recepiti molto prima dalla gente. Io credo sia sempre stato così. Credo sia sempre stato così perché, ribadisco, è complesso gestire anche articolazioni politiche, insomma, gestire macchine partitiche non è così semplice, così come può sembrare magari, no? Lo è sempre più veloce, più vicino è il rapporto tra il politico e l'amministratore con il cittadino, più si alza di livello e più bisogna che passi del tempo perché arrivino le risposte. Purtroppo in una società, mi ripeto, che ha esigenze oggi che cambiano e ha bisogno di risposte veloci, perché altrimenti quando arrivano le risposte corrono il rischio di essere datate. È un sistema che fa bisogno in generale di un rinnovamento. Se mi chiede la ricetta non gliela so dare, questa no. So che la politica e l'amministratore, se il politico e l'amministratore sono due figure diverse, l'amministratore è più celere nel dare risposte nell'alveo di normative che poi decidono i politici a livello centrale. Che alle volte mettono il freno. Sì, talvolta mettono il freno, talvolta magari fanno una legge e poi c'è bisogno del decreto attuativo, di un passaggio di qua, uno di là, di qualche ricorso, insomma diventa difficile dare risposte veloci, perché oggi serve essere veloci e cercare di interpretare, ripeto sempre, i bisogni, le aspettative, i bisogni della cittadinanza. In una società esigente, in virtù anche di sistemi di comunicazione un po' superficiali qualche volta, no? Perché con internet piuttosto che con Facebook si corre il rischio di patire... Se ne parlava proprio poco fa, no? Non so se abbia avuto modo di sentire con il dottor Favaretto e con Vittorio Filippi. Dei condizionamenti dettati da considerazioni superficiali, le chiamiamo così. Quindi è sempre stato difficile fare il politico, oggi come allora, e quindi con tempi diversi. Secondo me ci vuole un attimo di dinamismo in più al nostro sistema paese. Ecco, lei mi ha dato un assist perfetto per quella che volevo fosse la prossima domanda, il prossimo tema da affrontare con lei relativamente, no, a questo dinamismo, al fatto del rapporto diretto, alla soluzione diretta dei problemi da parte degli enti locali, il livello superiore, quello statale, invece, che talvolta arriva dopo o comunque magari mette tra virgolette i bastoni tra le ruote. Così è accaduto per quanto riguarda il super bonus 110%, la provincia di Treviso, lo ricordiamo, è stata capofila, insomma la prima in Italia a offrirsi con la possibilità di acquistare i crediti maturati dalle imprese, che quindi quei famosi crediti che sappiamo stanno facendo, insomma, e creando non poche difficoltà a tante aziende anche nel nostro territorio. Il nuovo decreto del governo, vietando proprio questo, ha un po' gelato quelli che erano i vostri piani. Siamo stati i primi e gli unici, perché comunque abbiamo goduto di un beneficio, nel senso che noi ci abbiamo lavorato da tempo, era da tempo che lavoravamo su questa misura, su questa soluzione a molteplici problemi. Uno, quello
della liquidità delle imprese sui territori, derivanti dalla cessione dei crediti di imposta da bonus edilizi, che oggi hanno saturato i cassetti delle banche e sostanzialmente non consentono più a questi crediti di essere ceduti a banche. L'altro era una sorta di piccola liquidità in più, di benefici di carattere economico da destinare ai servizi della provincia di Treviso. E provo a semplificare perché forse questo ha generato un timore da parte statale che prudenzialmente ha indotto a produrre quel decreto. Semplifico dicendo che i crediti oggi ci sono. Coloro che hanno fruito dei bonus hanno la possibilità di recuperare questi crediti nei 5 o 10 anni in virtù del credito rispetto al quale hanno avuto il beneficio. Ci sono però situazioni dove la cessione del credito dava liquidità al beneficiario immediata e conseguentemente riuscivi a pagare la ditta che ti fa i lavori, oppure cedevi il credito alla ditta che ti faceva i lavori, la quale lo cedeva alla banca. La banca acquisiva il credito e andava a scontarlo nei 5 o 10 anni successivi in virtù del bonus, in virtù della legge rispetto a quel bonus. Solo che la banca, non so, nei prossimi 10 anni spende 1 per debiti fiscali, che siano essi contributi dei dipendenti piuttosto che altri debiti, F24, IVA, insomma sono diverse i debiti fiscali delle aziende. Diciamo tasse in generale, per farsi capire. La banca ha detto stop, basta, io per i prossimi 5 o 10 anni ho già esaurito. Che cosa fa l'ente locale? Che paga debiti fiscali per contributi previdenziali per il proprio dipendente piuttosto che altri debiti fiscali? Si mette in gioco. Non andando però ad acquistare il credito direttamente dal singolo soggetto piuttosto che dall'azienda che ha fatto i lavori. Noi abbiamo percorso la strada di andare ad acquistarlo dalle banche, le quali in linea teorica avevano già fatto un percorso di esigibilità di quel credito. Siamo sicuri al 99%, bene, noi andiamo ad acquistare per i prossimi 10 anni tranche annuali da 1.450.000 di crediti fiscali da quella banca, anziché a 110, a 102, 103, dando una marginalità alla banca e producendola anche all'ente locale, il quale li scomputava per come avevamo previsto noi, solo ed esclusivamente per i contributi previdenziali dei dipendenti, quindi con molta prudenza. E questo generava la possibilità alla banca di scaricare il proprio cassetto fiscale, rapportarsi con un'altra azienda piuttosto che con un singolo e rimettere in pista il meccanismo virtuoso. E quindi ricomprare dalle aziende, per esempio, altri crediti, no? Crediti che ci sono già oggi incagliati. E il governo evidentemente da quella previsione di spesa di 22 miliardi, oggi sembra essere schizzata ad oltre 100, ha preso paura perché li certificava immediatamente, diventavano debiti fiscali immediati, mentre oggi li hanno in tasca le aziende piuttosto che il singolo beneficiario. Se lei mi chiede una riflessione sulla bontà del super bonus, io condivido che era giusto metterci una pietra sopra o rimodularlo, perché non è corretto che Stefano Marcon ristrutturi la propria casa, spende 100 ed abbia 110 dal governo nei 10 anni o 5 o 10 anni successivi, non è corretto. Sarebbe già incentivante se Stefano Marcon spende 100 per ristrutturare la propria casa e ne gode 70 di beneficio fiscale, 30 li mette lui. Una copartecipazione che certificherebbe l'attenzione mia rispetto ai miei fornitori e forse calmiererebbe quella bolla di aumento dei prezzi speculativa che c'è stata. Quindi bene aver messo un freno al super bonus o in qualche modo cercare di limitare i danni che ha provocato, perché l'aumento dei costi delle materie prime è da imputare esclusivamente a questa misura che ha dato risposte
ma che ha anche elevato il costo di ogni singola opera. Diciamo c'è stato un po' un combinato disposto, esatto, perché poi c'è stato il caro energia, c'è il caro materie prime, c'è stata la guerra, eccetera, quindi sono stati vari fattori che si sono messi insieme, senz'altro però sicuramente il fatto che venisse restituito il 110% ovviamente ha fatto sì che non ci fosse più quella grande attenzione ai prezzi come esatto, si poteva essere prima. Che non è stato positivo impedire agli enti locali di acquisire crediti, perché i crediti, ribadisco, ci sono già, non sono crediti nuovi, sono crediti già esistenti sui quali in un modo o nell'altro dovranno in qualche maniera essere sbloccati, pena altrimenti il fallimento di tantissime imprese. Sì, coloro che hanno ceduto i crediti alle aziende, le imprese che speravano di cederli alla banca e non trovano più chi acquisisce questi crediti, si trovano in pancia crediti fiscali che non sanno quando sconteranno e se sconteranno tutti nei prossimi 5-10 anni. Perché può essere che uno abbia crediti fiscali in misura maggiore rispetto al beneficio che potrà avere dal credito. Nel senso che ho portato a casa 100.000 euro di credito per i prossimi 5 anni, mettiamo anche l'azienda che ha liquidità o 10 anni, e per i contributi dei miei dipendenti me ne bastano 50 da qui ai prossimi 10 anni, io 50 li perdo. E questa è la cosa che mette in seria difficoltà le aziende, anche quelle più solide, perché non hanno possibilità di assorbire con i propri debiti fiscali questi crediti che hanno portato a casa in virtù di un meccanismo che prima c'era e che funzionava. Quindi secondo lei ora che cosa accadrà? Voi state cercando insomma in qualche modo hanno posto una linea sul super bonus, da qui in avanti si sa che chi fa il super bonus potrà scontarlo nei prossimi 5 o 10 anni, quindi staranno attenti tutti a spendere i soldi che sanno che potranno recuperare dalla propria capacità fiscale. E rispetto al passato qualche misura so che la stanno ragionando, perché dobbiamo mettere una pezza a questa cosa. Le imprese hanno delle serie problematiche di difficoltà e anche la spada di Damocle che pende sulla propria testa, quelle solide, di non sapere se i crediti che hanno in pancia saranno interamente compensati nel periodo previsto dal credito stesso. E dovrà in qualche modo il governo mettere in pista qualche misura che sani questa situazione che era degenerata, perché su questo bisogna essere franchi, ma è degenerata. Ecco, ma per gli enti pubblici secondo lei ci sarà ancora qualche possibilità o è stata messa una pietra tombale? Io penso che per gli enti pubblici sia stata una pietra tombale. Resterà per la provincia di Treviso un piccolo orgoglio di essere stata promotrice in Italia di un indirizzo che per noi era rivoluzionario, però ha scoperchiato il vaso di Pandora e quindi conseguentemente penso che non succederà. Ma qualcosa siete riusciti a fare in questo breve lasso di tempo? Guardi, noi avevamo fatto previsioni di acquisto in 10 anni per 14 milioni e mezzo, con una marginalità circa per noi di circa 100.000 euro all'anno. Il primo anno è stato considerato valido e anche questo è un motivo di soddisfazione, cioè eravamo nel pieno alveo di legittimità. L'acquisto fatto per il primo anno è considerato positivo, è in bonus. Non potrò più farlo per i 9 anni successivi. Quindi 100.000 euro 100.000 euro ci sono. Il rammarico che ho è che l'eccesso di prudenza che abbiamo utilizzato su questa misura mi dice che se acquistavo 14 milioni e mezzo in un'unica tranche, così come abbiamo fatto prima del 16 febbraio, io avrei portato a casa tutto il beneficio che avevamo messo a preventivo. Senza rischi? Senza rischi, tant'è che è stato certificato che il rischio non c'è stato. Non c'è il rischio, hanno detto che si poteva fare, hanno detto che tutto ciò che era stato fatto prima del 16 è regolare e conseguentemente anche quello che ha fatto la provincia di Treviso. Noi per prudenza avevamo programmato acquisti annuali
da 1.450.000 circa all'anno, perché non sai, è una novità, possono succedere incidenti di percorso, non lo so. Quando a me hanno proposto questa misura l'ho sposata purché fosse garantito il fatto che non si correvano rischi di usare tutta la prudenza del caso. E devo dire che la struttura ha lavorato bene, devo fare un plauso al mio settore economico-finanziario, alla dirigenza, al direttore, perché avevano fatto da apripista, mi avevano convinto e avevo dato l'ok. Oggi ho il rammarico di non aver dato l'ok perché facessero tutta l'operazione in un'unica tranche. È così, tant'è. A proposito di denari, Presidente Marcon, parliamo ora di PNRR, perché tra le varie competenze della provincia c'è quella delle scuole e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede insomma un bello scrigno di denaro proprio per quanto riguarda le scuole, la riqualificazione delle scuole. Sì, anche qui abbiamo portato a casa dei grossi risultati. In totale superano i 100 milioni di euro, mi sembra siamo arrivati a 104 con l'ultima assegnazione di circa 8 milioni per l'Istituto Planck di Villorba. Questo anche qua ti dice cose positive e cose sulle quali bisogna lavorare ancora. La cosa positiva è che nel momento in cui si è presentata l'opportunità, la provincia di Treviso, l'ente, si è fatto trovare pronto con dei progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza di scuole in tutti i poli scolastici della provincia di Treviso. Sono 37 gli istituti, oltre 104 mi sembra non siano i plessi di scuole secondarie superiori. E abbiamo intercettato fondi per la rimessa in pristino e l'efficientamento energetico un po' a 360 gradi, ricordo Castelfranco Veneto, ricordo Treviso con Ca del Galletto, ricordo Vittorio Veneto con Città della Vittoria. A Oderzo abbiamo candidato in tempi record con gli ultimi bandi la realizzazione del nuovo istituto Scarpa. Non c'è stato finanziato perché i fondi a disposizione erano pochi, ma è entrato in graduatoria ed è risultato ammissibile. Quindi efficientamento energetico e sicurezza a 360 gradi. Il lato sul quale abbiamo dovuto lavorare è che talvolta nel tempo abbiamo candidato progetti che avevano un quadro economico ante aumento costi delle materie prime e abbiamo dovuto integrare con risorse nostre, quindi rimodulando un po' il bilancio e mettere le risorse a disposizione per chiudere i quadri economici di tutti gli interventi che abbiamo candidato, perché anche qui uno degli indirizzi che ho dato è quello che non si ritorna un euro a Roma, costi quel che costi. E ci sta costando, in senso che abbiamo dovuto fare delle riprogrammazioni sulle manutenzioni di strade piuttosto che aree verdi, insomma andare in cerca dell'ultimo euro per poter continuare la realizzazione di queste opere, di queste scuole, perché è importantissimo. I tempi sono poi molto stretti, molto contingentati e non si può sbagliare. Speriamo, e so che stanno lavorando su alcune norme che possono andare a derogare alcune tempistiche, speriamo che questo si concretizzi perché comporta una grande mole di lavoro. Il PNRR è un'opportunità che segue una filosofia europea, cioè porsi degli obiettivi, darsi dei tempi e centrarli entro i tempi, altrimenti paghi dazio. E se per certi aspetti è condivisibile, per la lentezza a cui facevo riferimento prima della macchina burocratica italiana, che è piuttosto articolata e complessa, talvolta si fa fatica. Quindi noi abbiamo portato a casa quelle risorse perché le scuole fabbisognano di quelle risorse. Perché l'ambiente fabbisogna di quelle risorse, l'abbattimento di CO2 nell'aria piuttosto che il risparmio del consumo di energia, sono due obiettivi che a margine di tutto questo percorso darà risposte importanti in provincia di Treviso. E quindi sono diverse le tematiche sommate l'una con l'altra che ci dicono che è giusto intervenire là e che siamo stati, fra virgolette, non io, ma la struttura brava nell'essere
stata pronta quando si è presentata l'opportunità. Oggi dobbiamo centrarlo questo obiettivo e quindi fabbisogniamo di alcune maggiori risorse, perché i completamenti, le quadrature dei quadri economici, ripeto, sono stati possibili per quelli in scadenza con risorse nostre. Ne abbiamo altri che non abbiamo ancora chiuso perché erano tempistiche un po' più avanti, ma fabbisogniamo di risorse. Ricordo che l'ente provincia si finanzia prevalentemente con il mercato dell'auto. L'anno scorso la crisi di auto, la crisi delle immatricolazioni ha generato una minore entrata per quasi 7 milioni, mi sembra, e non è poco. È tantissimo. Ricordo che abbiamo chiesto al governo, il sistema provincia ha evidenziato che questa minore entrata a livello nazionale ha generato meno 220 milioni di entrate alle province e ne hanno stanziate 20. A livello nazionale sì, questo. Ad onor del vero ne avevano stanziati 80, di cui 60 sono andati alla città metropolitana di Roma e gli altri 20 per tutte le altre 76 province a statuto ordinario in Italia, e là avevamo fatto anche un po' di manifestazione contro questa sperequazione, però tant'è, questa oggi è la situazione. Auspichiamo, e il dialogo con il governo è piuttosto fitto, che assieme al riordino delle province, si sta tornando a parlare di province d'elezione diretta, quindi piena rappresentatività democratica dei cittadini su questo ente, vi sia accompagnato anche una riforma di tipo fiscale. Non è pensabile legarci esclusivamente al mercato dell'auto per finanziare gli enti provinciali, perché quando questo capita, che viene meno per crisi che abbiamo conosciuto, mette in crisi i sistemi provinciali e la loro programmazione, che ha ripreso a dare risposte specialmente su strade e scuole. Però se tu ti trovi un anno come il 2022 sei costretto ad andare a riprogrammare anche pesantemente la tua programmazione per chiudere in equilibrio di bilancio, perché i nostri territori sono territori abituati a chiudere in equilibrio di bilancio. Ecco, per chiudere, Presidente, volevo farle un'altra domanda per quanto riguarda purtroppo gli incidenti stradali. Abbiamo visto in apertura del nostro notiziario questo ennesimo gravissimo incidente costato la vita ad un ragazzo di 19 anni, accaduto in provincia di Venezia, ma insomma a San Donà di Piave, è qui a due passi. Continuano a ripetersi questi incidenti. Peraltro è proprio in corso ora alla sede dell'azienda sanitaria una conferenza stampa, vi mostreremo poi il servizio nel corso del TG di Treviso di questa sera, su questa nuova iniziativa in collaborazione con le autoscuole delle lezioni di sicurezza, no? All'interno delle autoscuole, con dei testimonial d'eccezione anche, che sono dei giovani che hanno subito danni permanenti proprio a causa di incidenti stradali. Per cui insomma questo tavolo di coordinamento, di cui fa parte anche la provincia, l'azienda sanitaria, la prefettura, le forze dell'ordine, sta lavorando molto per cercare di invertire questo trend che nell'ultimo periodo è ritornato purtroppo a salire in maniera davvero preoccupante. Ecco, l'azione più significativa che è stata fatta, a mio modo di vedere, è proprio quella di aver composto quel tavolo sulla sicurezza stradale, perché nasce da un'iniziativa provinciale, ha coinvolto tutti i soggetti pubblici o privati che abbiano la mission di parlare di sicurezza stradale, quindi associazioni di familiari, prefettura, polizia stradale, polizia locale, ULS, enti locali tutti, provincia e comuni, proprio per questo, per fare della formazione e iniziare a collaborare con linee guida comuni, formazione soprattutto sulle scuole. Noi come provincia facciamo formazione ai ragazzi delle quarte e delle quinte superiori, con corsi dedicati, con immagini shock, con sensibilizzazione su che cosa può succedere quando tu utilizzi la strada in modo scorretto. Oggi abbiamo il tema dei device elettronici, li chiamo io, dei telefonini, che si riconduce ad essere la prima causa di incidentalità stradale. Quindi bisogna fare formazioni, mettere in rete ogni possibile esperienza di ogni singolo per far sì che queste circolino e soprattutto servino a sensibilizzare gli utenti della strada su
quali pericoli ci sono, ripeto, quando tu viaggi alla guida di un mezzo piuttosto che un'auto, un camion, una bicicletta, o i pedoni con le cuffiette. Oggi è uno dei maggiori cause di incidenti, sono quelli che coinvolgono pedoni, e quindi bisogna tornare a fare quel tipo di sensibilizzazione che era stata fatta nel decennio 2000-2010, accompagnandolo anche con qualche intervento infrastrutturale, e anche lì sono 130 gli interventi sui quali stiamo lavorando assieme ai comuni. Interventi magari anche di carattere minore per certi aspetti, ma che vanno a mettere mano su punti neri della viabilità provinciale / comunale. La somma di questi interventi ci fa credere che nel periodo breve, nel medio periodo, torni a dare quei risultati che hanno visto scendere nel decennio 2000-2010 al 50% l'incidentalità stradale. Ecco, ed è quello che davvero tutti speriamo. Presidente, io la ringrazio davvero per essere stato con noi in questa chiacchierata, insomma, piacevole. La regia chiede la pubblicità, quindi noi ora ci fermiamo, meteo pubblicità, subito dopo torniamo nuovamente in diretta con la nostra prima edizione. Grazie ancora a Stefano Marconna. Grazie. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un tempo asciutto ma nuvoloso sul nostro territorio. Il dettaglio di lunedì 27 febbraio. Sul Veneto cielo in prevalenza grigio e coperto, anche se a tratti sarà possibile qualche locale schiarita. Neve a quote collinari, bora in pianura, specie su costa e zone limitrofe. Temperature in lieve calo ulteriore, minime tra -2 e 2 gradi, massime tra i 5 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso niente sole in giornata, cielo in genere nuvoloso con bora sostenuta sulla costa e possibili raffiche molto forti. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi anche in questo caso e sarà piuttosto ventoso. Temperature minime sotto 0, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ora affrontiamo un tema davvero molto delicato e difficile con i nostri prossimi ospiti che ringrazio e saluto. Benvenuta Valentina Calzavara, giornalista e scrittrice. Benvenuta, grazie per essere con noi. E in collegamento il dottor Lorenzo Bolsonello, psicologo tanatologo. Grazie per essere con noi anche a lei. Allora parliamo di un libro quest'oggi, si intitola Lo strappo sospeso, un libro che parla di Covid, delle vittime del Covid. Peraltro siamo proprio in questi giorni nel 3° anniversario per quanto riguarda la provincia di Treviso. Proprio in questi giorni, 3 anni fa, si capì insomma la gravità del problema con il primo grande focolaio che scoppiò nel reparto di geriatria dell'ospedale Caffoncello. Era da 2 giorni deceduta la prima vittima trevigiana, poi purtroppo il conto si allungò e parecchio. Valentina Calzavara, Valentina ti do del tu, siamo colleghe. Innanzitutto come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro dedicandoti proprio a questo aspetto particolare, no? delle vittime del Covid e di come affrontare questo dolore che per tante persone è stato davvero grande e diverso
diverso dalle altre perdite per le modalità, no, di quei giorni, di quei mesi. Sì, questo libro nasce di fatto dal mio lavoro, cioè dal lavoro di giornalista, perché durante la prima ondata del Covid, quindi appunto eravamo in questi giorni di 3 anni fa, scoppiò quel focolaio in geriatria, morì una prima signora, un'anziana, poi ne seguirono tante altre di morti purtroppo, e mentre questo accadeva tantissime persone, soprattutto i familiari di queste vittime, chiamavano in redazione alla Tribuna di Treviso per cercare di avere informazioni, ma anche per sottolineare la solitudine di questi addii, perché per i protocolli i reparti sono stati chiusi, non si poteva accedere, le comunicazioni erano difficilissime tra l'interno e l'esterno degli ospedali, e quindi la prima cosa che ho cercato di fare per il giornale è stata quella di dare tridimensionalità alle vittime del Covid, cioè di raccontarle per quello che loro erano all'interno della comunità di appartenenza, la comunità trevigiana, ed erano di fatto i nostri nonni, i nostri zii, i nostri parenti, i nostri cugini, le persone di riferimento del nostro paese, dove andavamo a prendere la frutta, la verdura, il pane, e da questo, diciamo, primo lavoro è nato un memoriale di 200 vittime. Dopodiché la scelta del libro e del titolo, Lo strappo sospeso, in qualche modo è stata una prosecuzione per dire quello che è accaduto, cosa lascia in chi è rimasto, nei familiari, nei parenti delle vittime del Covid, e quindi interrogarsi sul grande vuoto che c'è stato intorno a noi, che in qualche modo ha coinvolto direttamente un po' tutti, chi ha vissuto un lutto all'interno della famiglia, la comunità che quei lutti li ha comunque condivisi, e poi anche chi quel lutto lo ha partecipato per motivi di lavoro, quindi pensiamo ai medici, pensiamo ai sacerdoti, a tante categorie professionali che si sono trovate anche loro a dover gestire un momento così difficile e così doloroso. Ecco, dottor Bolzonello, lei anche proprio per professione si occupa proprio di questo, no? Di aiutare le persone ad affrontare il lutto, ad elaborare quello che è il lutto. Nel caso specifico, no? Questi lutti hanno come dire, portato all'interno di ciascuno di noi una vera e propria lacerazione, una frattura tra un prima e un dopo, no? Certo, assolutamente, infatti è proprio questo, no? Il vissuto di chi ha proprio caro che è morto a causa del Covid. Hanno un po' il senso di essere stati derubati, no? Una lacerazione dovuta proprio al fatto di non essere potuti stare accanto, di non aver potuto stare accanto ai loro cari, soprattutto nella prima fase, no? Che è stata la più devastante per tutti noi in realtà, ma in modo particolare poi per coloro che ne sono stati colpiti in prima persona. Ovviamente il fatto di non poter essere accanto con quegli ultimi gesti, no? Con quelle ultime cure e attenzioni che invece da sempre caratterizzano anche l'esigenza, il bisogno dell'essere umano, no? Di vicinanza, no? Di non sentirsi da soli, come invece giustamente diceva prima Valentina Calzavara. Ecco, quello è stato il grande dramma, per cui anche la fatica di non vedere concretamente, no? Il proprio caro senza vita, e di far fatica proprio ad accettare quanto è successo, no? Perché in realtà è una parola che io tendo a non usare mai nel mio lavoro, l'accettazione, proprio perché poi in queste situazioni è particolarmente difficile immaginare che si possa accettare, no? Quanto è accaduto. Ecco, no, ricordiamo, ripensando, insomma, sentendo le vostre parole, ripenso anch'io, no, a quelli che sono stati quei momenti, queste persone che sono morte senza poter stringere la mano dei propri cari, il dolore per il malato, ma il dolore per i familiari che magari venivano a sapere anche il giorno dopo, insomma, o non potevano neanche avere gli oggetti, perché lo ricordiamo, no, venivano bruciati, non poter vedere la persona dopo la morte, non si potevano aprire le bare, insomma un dolore veramente indescrivibile che ha creato questi strappi, appunto questo strappo sospeso che forse ancora oggi chi ha vissuto sulla propria pelle continua a sentire. Sì, è uno strappo che rimane, quindi bisogna interrogarsi su come lo si può non cancellare, perché questo non sarà possibile, ma in qualche modo ricucire, perché come dicevi tu, le
persone non hanno potuto dare un addio, non hanno potuto dare un'ultima parola, non hanno potuto vedere la persona che è mancata. Vederlo con i propri occhi diciamo, è un qualcosa che consente di iniziare a realizzare quello che sta accadendo, e questo non è avvenuto. Gli effetti personali venivano bruciati o venivano riconsegnati magari dentro dei sacchi della spazzatura, no? E anche questo era dolore che si aggiungeva al dolore. Quindi ho cercato di chiedere a chi ha vissuto questa esperienza che cosa ha fatto, come ha camminato dopo quello che è accaduto, e sono emerse tante emozioni, tanti sentimenti diversi tra loro: l'incredulità di una morte che non è stata vista, appunto, la rabbia, perché anche quella è un elemento molto forte, perdere un proprio caro così e non riuscire ad arrabbiarsi con nessuno, perché il virus è un qualcosa di inafferrabile, di intoccabile, quindi non c'è neanche quella soddisfazione. C'è per esempio in un'intervista un ragazzo che dice una cosa fortissima, dice: io avrei capito di più se mio padre fosse morto in una tragedia, in un crollo, nel crollo di un ponte, perché lì avrei potuto avere un processo, avrei potuto affrontare la cosa, individuare dei colpevoli, ma qui no. Incanalare anche la propria rabbia, no? verso qualcosa. In questo caso ci si è trovati di fronte a un'enormità che nessuno era preparato ad affrontare e che nessuno sapeva nemmeno come affrontare, no? Sì, un qualcosa di ignoto. E quindi ci ha accolto tutti impreparati, così come ci ha accolto impreparati, e forse questa è una riflessione che si fa dopo, sul fatto che noi abbiamo allontanato forse un po' troppo la morte dalla vita, e quindi facciamo fatica, anche quando succedono delle tragedie come questa, a considerare quanto sia fondamentale l'accompagnamento anche negli ultimi istanti di vita, no? I protocolli sanitari sono stati giusti e sono stati rigorosi, però l'aspetto umano, cioè quel tratto umano che era necessario, è venuto meno, almeno nel primo periodo. Poi qualcosa è stato fatto invece per colmare anche questo vuoto e questa distanza che ha toccato tante famiglie e che le ha lacerate profondamente. Ecco, veniamo al libro, quindi accennavi a un'intervista, quindi tante interviste, no, che tu hai voluto fare. Vuoi raccontarci qualcosa? Sì, il libro raccoglie 13 interviste che sono, diciamo, un po' così uno specchio di tutto il nostro paese, dell'Italia, però sicuramente la provincia di Treviso, che poi è quella, insomma, in cui lavoro, in cui vivo, ha così un ruolo, uno spazio importante. C'è Lorenzo Bolzonello che appunto interviene e riflette sull'esperienza del dolore, come ci si approccia al dolore, come lo si vive dopo, come si comunica e ci si interfaccia con il dolore degli altri, perché non è una cosa facile. A Lorenzo, appunto, Lorenzo ragiona sulla storia di una giovane mamma che è rimasta vedova e che ha 2 bambini molto piccoli e che deve comunicare ai suoi figli la perdita di questo papà, cercando di essere delicata, ma anche cercando di non far dimenticare questa figura paterna. Oppure c'è padre Felice Checca, che è cappellano dell'ospedale Cafoncello di Treviso, che racconta la sua esperienza, anche come questo virus abbia scrollato l'albero della fede. Lui dice, usa questa espressione, cioè a un certo punto tutte queste morti, tutto questo dolore, uno si chiede anche: ma Dio dove sei? E lui si è posto questa domanda e la sua risposta è stata quella, anche nei momenti più duri, più drammatici, di stare accanto agli ammalati, come ha potuto, consegnando le ostie alle infermiere, per esempio, cercando di dare l'estrema unzione in maniera diversa, non toccando il malato, ma vale lo stesso perché eravamo in emergenza. Quindi sono tante piccole storie dove ognuno può trovare una risposta o una condivisione a quello che ha vissuto anche lui. Ecco, vedevamo dalla copertina del libro una prefazione di Papa Francesco. Che effetto ti ha fatto avere, sì, insomma, un riconoscimento, così, un messaggio, insomma, del Papa così importante, no? È stato molto emozionante. Devo dire che ho fatto un tentativo, cioè ho provato a chiedere al Santo Padre se poteva avere, insomma, gli ho fatto avere questa bozza del manoscritto del libro e se poteva restituire delle parole alle persone che avevano testimoniato e a quelle che lo avrebbero letto e che avrebbero condiviso.
E devo dire che lui insomma ha fatto questo grande regalo di rispondere e di esprimere la sua vicinanza alle vittime, ai familiari, una preghiera per tutti loro e insomma apprezza soprattutto la delicatezza di questo lavoro, quindi come dire è stato veramente un grande regalo e ci tenevo molto che ci fosse lui perché in questa grande emergenza, in questa grande tragedia che abbiamo vissuto ci sono tante immagini, ce ne sono due che forse resteranno più fissate delle altre. Una è quella delle camionette dell'esercito che escono da Bergamo, l'altra secondo me è quella di Papa Francesco che prega da solo in piazza San Pietro. Il giorno di Pasqua. Ed è lì da solo, però di fatto in questo deserto, che era Roma all'epoca, c'era tutta l'umanità con lui, c'era un messaggio di speranza, era un alzare lo sguardo che ci ha coinvolti tutti, indipendentemente dalla fede, dal credo religioso. Quindi la sua presenza in questo libro, come dire, è un po' il coronamento anche del senso di quello che ho cercato di fare, che non è un giudicare quello che è successo, ma un descrivere quello che è stato e quello che ci ha lasciato. Certo, Lorenzo Bolzonello, dicevamo del dolore e della comunicazione del dolore, non è certo facile, no? A maggior ragione in queste circostanze. Lei traccia un po' anche quello che è una sorta di, mi perdoni l'espressione, manuale di istruzioni, no? Per poter in qualche modo aiutare le persone ad affrontare tutto ciò. Sì, io insieme agli altri esperti che sono stati contattati da Valentina Calzavara per questo libro che ha avuto appunto questo prezioso e doveroso riconoscimento insomma del Papa proprio per la tridimensionalità che ha dato alle storie, al dolore. Sì, diciamo che proprio questa pubblicazione vuole essere un po' una cassetta degli attrezzi, no? Così è un po' l'immagine che abbiamo condiviso, no? Che Valentina insomma ci ha condiviso nel renderci partecipi di questo suo lavoro. In realtà per quanto riguarda insomma la mia esperienza, io lavoro all'interno di Advar che attraverso il progetto di Rimanere Insieme da più di 20 anni è accanto alle persone in lutto e nella nostra esperienza ci siamo accorti insomma di quanto la narrazione sia preziosa, sia importante quando c'è una situazione di lutto, un vissuto di lutto, no? E a maggior ragione in queste circostanze, dove forse è stato molto più difficile che in altre situazioni riuscire ad avere uno scambio, riuscire ad avere qualcuno accanto con cui condividere quel dolore, quella sofferenza, no? Ecco, questo è sicuramente una delle strade più importanti per elaborare il dolore, la perdita, no? Riuscire a raccontarla. Allora quando il groviglio che c'è dentro le persone che hanno vissuto un lutto comincia ad uscire attraverso le parole o anche attraverso la scrittura, no? Che è un altro dei canali delle strade maestre per l'elaborazione, allora come dire, quel dolore comincia ad avere un confine, un contorno, comincia a non prendersi tutto, ecco, e quella nebbia che avvolge le persone in lutto comincia un po' a diradarsi, ad esserci, perché si impara a convivere con un lutto, non è che c'è il momento in cui non si piange mai più o arriva il momento come una malattia, no? Dove si guarisce, non è quello, si impara a convivere portandoselo dietro, però senza che questo limiti la sfera del possibile, ecco, la nostra vita. E quindi ecco che è importante dirsi chi era, la persona che non c'è più, è importante anche riuscire a dare voce a quelle emozioni, a quei ricordi, no? A quei valori che magari ancora oggi permangono in noi grazie proprio all'esperienza che abbiamo condiviso con quella persona, no? E diciamo che le storie che Valentina ha raccolto in questo libro proprio lo testimoniano chiaramente, no? Quanto la narrazione è stata importante per le persone che sono state accolte, ascoltate, no? Da Valentina, perché hanno potuto davvero non identificarsi con quella
comunicazione molto fredda, no? Relegata per lo più ai numeri che in media fornivano in quella frangente, ma siamo entrati dentro nelle storie di vita, no? E quindi abbiamo conosciuto effettivamente una piccola parte delle tante persone che sono state colpite da questo virus. Ecco, volevo concludere, Valentina, con una frase che mi ha molto colpito. Hai detto: nessun momento, anche il più drammatico, è inutile se può essere raccontato. È sì, questo un po' il senso, no, del libro. Sì, è questo il senso, e tra l'altro questo libro lo testimonia, perché dopo aver raccolto le testimonianze, insieme a tutte le persone che hanno contribuito, le abbiamo rilette, e tutte loro, riascoltandosi e rivedendosi in quel racconto, si sono rese conto di aver fatto dei passi in avanti. C'è in particolare un gruppo di donne. Intervistare le donne è stato più facile rispetto ai maschi, perché le donne riescono a parlare di più anche dei sentimenti più tristi che le attraversano, e in questo gruppo di donne si è unito nella condizione che le accomunava tutte, quella di essere delle vedove del Covid, e ognuna di loro si è data giorno per giorno dei piccoli traguardi. Dopo il grande dolore, ricominciare a truccarsi, ricominciare ad andare a fare la spesa, ricominciare a fare una vacanza, un weekend tutte assieme, e a poco, ognuna con i suoi tempi, ognuna con il suo ritmo, ce l'hanno fatta tutte a fare un passo in più, senza dimenticare il dolore, ma trovandogli una collocazione che renda possibile provare a vivere ancora. Grazie, io ti ringrazio davvero anche proprio per la grande delicatezza con la quale hai saputo affrontare un argomento tanto difficile. Grazie a Valentina Calzavara, grazie a Lorenzo Bolzonello per essere stati con noi. Noi ora andiamo a Padova perché ci chiede la linea la collega della redazione appunto di Padova, Anna De Roberto, che è andata all'inaugurazione questa mattina di una mostra davvero molto particolare, che riesce a portare alla vista di tutti quello che è stato il grande progetto dedicato alle persone disabili di Alex Zanardi. A te. Non è ancora pronto il collegamento con Anna De Roberto? No, allora non è pronto, allora noi ci fermiamo per la pubblicità, anticipiamo di qualche minuto la pubblicità, poi dopo andremo da Anna De Roberto appena sarà pronto il collegamento. Grazie ancora allora a Valentina Calzavara. A tra poco, restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo ora a Padova con una notizia di cronaca relativa ad un motoraduno abusivo che si è verificato in zona industriale a Cittadella. 55 i giovani, molti dei quali minorenni, che sono stati identificati dalle forze dell'ordine. Vediamo. L'intervento dei carabinieri e della polizia locale nella zona industriale di Cittadella ha stroncato sul nascere un motoraduno abusivo organizzato per lo scorso sabato pomeriggio. In 400, la maggior parte giovanissimi, si sono dati appuntamento sui social per una sfida illegale ad alta velocità. A Cittadella si sono presentati da tutto il Veneto e dal Friuli, come era già accaduto 3 mesi fa. All'arrivo delle forze dell'ordine si è scatenato il fuggi generale. 55 i giovani, la maggior parte dei quali minorenni, identificati dalle forze dell'ordine. 5 quelli multati per contravvenzioni al codice della strada. Anche il responsabile legale dell'area sporgerà denuncia nelle prossime ore. E parliamo ora di sicurezza stradale, perché anche a Treviso, come in altre città italiane, c'è stato ieri sera un flash mob che è stato promosso dalla FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Biciclette. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, un pacifico passaggio umano di persone e biciclette per chiedere un cambio di passo delle amministrazioni della mobilità e chiedere in molte zone delle città che vengano istituite le zone 30 all'ora. FIAB insieme a parecchie altre sigle come Lega Ambiente,
come Salve i ciclisti, come A Modo, che è la sigla che riunisce varie associazioni che si occupano di mobilità dolce, chiede un inquadramento a livello normativo che permetta di istituire una roadmap sicura per le città che desiderano diventare città 30. Adesso si sta creando un fenomeno abbastanza macchia di leopardo, dove ci sono diverse città che l'hanno già fatto da diversi anni, ci sono altre città che hanno intrapreso un percorso, passare oltre il concetto di zona 30 verso un concetto di città 30, dove 30 km/h diventano la norma e 50 l'eccezione. Eccoci, ora saluto il nostro prossimo ospite, ringrazio per essere qui con noi il dottor Patrizio Sarto, direttore dell'unità operativa complessa di medicina dello sport dell'ospedale Cafoncello dell'ULSS 2 della Marca trevigiana. Perché? Perché è proprio di queste giornate, sì, no? L'esito, la pubblicazione di uno studio molto importante sulle morti improvvise nello sport. Uno studio che è stato effettuato in collaborazione anche con l'Università di Padova su 22.000 giovani. Dottor Sarto, quali sono i risultati che sono emersi da questo importante studio? Sì, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Questo è un risultato estremamente importante. Sono 22.324 per la precisione i giovani atleti trevigiani che abbiamo sottoposto a 65.394 valutazioni nel corso degli anni, che è il frutto del lavoro del nostro servizio, che è all'interno del Dipartimento Prevenzione della nostra azienda ospedaliera. È il frutto del lavoro che facciamo quotidianamente durante la nostra attività, ma che a un certo punto è stato necessario raccogliere tutti i dati che abbiamo inserito, abbiamo iniziato nel 2009, giugno 2009, e lo studio ha preso in considerazione l'anno 2020-2021. I risultati sono stati estremamente importanti perché siamo riusciti a dimostrare che la valutazione con la modalità che viene eseguita presso il nostro Dipartimento, il Dipartimento di Prevenzione, la nostra azienda, e in particolare con il modello italiano, quello cioè di ripetere costantemente ogni anno la valutazione a questi giovani atleti e quindi osservarli nella fase di crescita, è stato possibile evidenziare e aumentare la potenza diagnostica di questa modalità di valutazione rispetto per esempio a quello che succede in Inghilterra, dove si fa soltanto una visita ai 16 anni, di aumentare quasi del 40% la possibilità di diagnosticare patologie che sono a rischio e che metterebbero in pericolo di arresto cardiaco dei giovani atleti. Questa è stata la più grande dimostrazione dell'efficacia del sistema italiano. Inoltre a questo nostro primo risultato, quindi dimostrare che l'importanza della ripetitività di questa valutazione quale impatto ha nella diagnosi precoce, perché vede, quando noi visitiamo un ragazzo a 12 anni è verosimile che non abbia ancora manifestato se c'è un'alterazione genetica. Consideri che la grande maggioranza delle patologie che abbiamo evidenziato sono tutte su base genetica, quindi si trasferiscono di generazione in generazione. Dicevo, non è sempre certo che a 12 anni, per esempio, ci sia la manifestazione della malattia, ma si può manifestare con periodi e momenti diversi di quel percorso, di quel giovane. Della crescita, insomma, del ragazzo. Esattamente. E il vantaggio che ha la nostra modalità operativa è proprio quella di poterli vedere nel loro percorso di crescita, e questo ha portato il primo grande risultato. L'altra informazione importante che abbiamo osservato è che dopo i 12 anni riusciamo a fare più diagnosi di patologie in momenti diversi del percorso di crescita di quel ragazzo, di patologie che sono a rischio di arresto cardiaco. E sono stati 69 i ragazzi che abbiamo individuato in questo periodo, 2009-2020, e quindi 69 giovani ragazzi che potenzialmente, insomma, avrebbero potuto... Sì, che la storia scientifica ci ha ricordato che quelle patologie sono associate ad arresto cardiaco durante sforzo fisico. Sì.
Quindi insomma possiamo dire 69 vite salvate, potenzialmente sì, perché noi abbiamo la storia che nasce in Veneto dello screening dei giovani atleti, nasce in Veneto con il gruppo di ricercatori padovani che sicuramente hanno come dire, tracciato la linea dove tutti poi hanno seguito quell'impronta. Noi devo dire che a Treviso, grazie alla nostra azienda che ha sempre creduto fortemente nella nostra attività, ci ha permesso di sviluppare un servizio di medicina dello sport che è veramente all'avanguardia. Il nostro dipartimento di prevenzione che veramente ha sempre ritenuto fondamentale occuparsi dei giovani con la modalità che stiamo portando avanti noi a Treviso. È stato un lavoro lunghissimo perché siamo partiti molto lontano, con pochissime idee inizialmente, ma poi noi con un gruppo, insomma io dirigo una medicina dello sport provinciale, ma c'è un gruppo di colleghe e colleghi, un personale infermieristico che è meraviglioso, e con l'azienda che ci ha sempre supportato siamo riusciti a sviluppare una struttura veramente molto, molto all'avanguardia. E quello che noi abbiamo imparato nella storia della valutazione dei giovani atleti correlati poi al rischio di morte improvvisa è stata proprio questa, che negli anni si sono raccolti molti risultati e alcune patologie sono sempre associate a rischio di morte improvvisa durante sforzo. Le faccio un esempio. In America, per esempio, la prima causa di morte durante sport è la cardiomiopatia ipertrofica, cioè un ingrossamento abnorme del cuore di queste persone. In America non esiste la possibilità di fare screening perché il sistema sanitario è correlato prevalentemente a una gestione privata e quindi secondo il loro modello il costo sarebbe troppo elevato. Ma non è così, e poi se abbiamo qualche minuto lo posso anche dimostrare con ricerche fatte sempre da noi a Treviso. Però sappiamo che quella è una malattia pericolosa, no? Nella nostra storia sappiamo che grazie allo screening e quindi al togliere questo pericolo che è lo sforzo fisico, noi riusciamo a prevenire questa morte improvvisa. Tanto è vero che la cardiomiopatia ipertrofica non è una patologia che oggi troviamo frequentemente tra le cause della morte improvvisa in Italia, per esempio. Altre patologie possono essere causa di morte improvvisa, ma lo screening precoce ci può permettere di individuare queste patologie. L'altra grande novità che noi abbiamo dimostrato nel nostro studio è che la modalità che portiamo avanti su Treviso, qui lo posso dire in Veneto ma in particolare a Treviso, è che a tutti i nostri atleti fanno un test a sforzo ad alta intensità durante la nostra valutazione. Quella modalità operativa ci ha permesso, grazie alla osservazione di eventuali aritmie che ci sono durante la prova da sforzo, ad arrivare ad una diagnosi in modo indiretto. Questa è una modalità che non è presente in tutta Italia, per esempio, però il Veneto, con una delibera del 2006, devo dire che ne ho parlato proprio sabato ad un congresso in provincia di Cremona, e devo dire che quando mi sono preparato per questo evento ho proprio immaginato la lungimiranza di chi ha deciso che nel 2006 di cambiare rotta. Con questo esattamente, schema. E noi siamo riusciti con il nostro lavoro, con il lavoro che ha fatto tutto il nostro gruppo, in associazione con il gruppo dei colleghi padovani, di dimostrare questa importantissima modalità operativa e valutativa dei nostri ragazzi. Ecco, come sono stati scelti, dottor Sarto, questi ragazzi? Cioè siete andati mirati oppure è stata una cosa... No, guardi, questo è un'ottima domanda la sua. Perché? Perché questo è il frutto del nostro lavoro quotidiano. Noi come compito, tra gli altri compiti che a Treviso portiamo avanti, abbiamo quello di valutare i giovani atleti che devono fare sport. Vede, nel 1982... A livello agonistico. Parliamo. Nel 1982 l'allora ministro della Sanità Altissimo firmò un decreto ministeriale che prevedeva che fossero, e anche lì insomma riflettevo in questi giorni la lungimiranza anche da quel punto di vista, si prevedeva che tutti gli atleti dovessero sottoporsi ad una valutazione che era composta da una storia anamnestica, quindi raccogliere la storia di quella famiglia di quel ragazzo, fare una visita approfondita, raccogliere l'anamnesi, quindi se ci sono stati sintomi durante il percorso di questo giovane atleta, e poi eseguire un elettrocardiogramma. Fare una spirometria all'esame urine. Questa è stata la prima proposta per valutare tutti gli atleti che facevano sport a livello agonistico.
Poi le cose sono cambiate, nel 2006 il Veneto decide di cambiare strategia, quindi di proporre un test a sforzo monitorato, quindi questa è una cosa molto importante, e poi siamo arrivati ai nostri risultati del nostro importantissimo articolo e lavoro scientifico. Questi non sono altro l'attività del nostro lavoro quotidiano. Ma vede, quando fai tanto lavoro come questo, a un certo punto c'è la necessità di fermarsi, di girarsi, guardare, osservare, studiare per capire se la prestazione sanitaria in sé è caratterizzata anche da un risultato, da un impatto sulla prognosi, sulle persone, e per dimostrare se il lavoro che si sta facendo è quello giusto. Quindi si deve fare ricerca scientifica, però noi come dipendenti dobbiamo prima di tutto rispondere alle nostre esigenze che abbiamo da fare, poi nello tempo libero, perché ci tengo a dirlo in questa sede, tutto il lavoro che ha fatto il mio gruppo, qualsiasi riga di quell'articolo non si sarebbe mai potuta scrivere se chi fa parte del team che lavora con me a Treviso, non avesse deciso di dedicare del proprio tempo libero per analizzare tutta questa montagna di dati che avevamo nei nostri database. Questo è un vanto, è un pregio che dobbiamo riconoscere a tutto un gruppo. È un plauso, posso dirlo, sì. E li ringraziamo perché davvero poi sono molto importanti queste cose anche per salvare delle vite, così come dicevamo prima. Deve pensare che il mio profilo Twitter, che mi gestisce una mia giovane collaboratrice, la dottoressa Vessella, che abbiamo lanciato un tweet 2 settimane fa, ha fatto il giro del mondo. Abbiamo avuto quasi di 14.000 visualizzazioni, più di 1.000 persone hanno scaricato a livello internazionale il nostro lavoro, quindi significa che il nostro lavoro, il lavoro che è stato fatto nel nostro dipartimento, nel nostro servizio, nella nostra azienda in collaborazione con l'Università di Padova, è veramente avuto un impatto mediatico fortissimo, si è diffuso in tutto il mondo, quindi questa è stata veramente una grandissima dimostrazione dell'efficacia e dell'intervento che si sta portando avanti. Ecco, dottor Sarto, peraltro è un tema anche di grande attualità in questi giorni. Purtroppo abbiamo visto come anche nella nostra regione ci siano stati diversi decessi di giovani atleti, no? Quindi a fronte, diciamo, di questa situazione, lei che consiglio si sente di dare anche, no, a queste persone e poi magari parliamo anche dei genitori che approcciano lo sport con i propri figli? Allora, un momento anche con il cuore veramente molto triste per quello che è stato possibile osservare. Vorrei però dire una cosa, non abbiamo visto un incremento spropositato rispetto alla storia che conosciamo, perché bisogna sempre fare riferimento alla storia, no? In questi ultimi anni non abbiamo visto aumento significativo di eventi cardiovascolari improvvisi in giovane popolazione. Le faccio un esempio. Nel nostro periodo di osservazione dei ragazzi che abbiamo valutato, in un solo caso, che l'abbiamo segnalato nel nostro articolo, è stato un caso di un arresto cardiaco durante l'allenamento, ma eravamo nel 2019, quindi fuori da qualsiasi ipotesi che in questi giorni, in questi ultimi 2 anni, magari si cerca di sollecitare e di sollevare in modo inutile, secondo me. Però abbiamo avuto un caso nel 2019. Allora, vede, nei più giovani è possibile che si verifichino dei casi di arresto cardiaco in assenza di una causa strutturale, che noi definiamo come aritmia idiopatica. La cosa importante però è che nell'osservazione di 10 anni che abbiamo fatto non abbiamo mai trovato una cardiomiopatia che sia sfuggita al controllo. Questo è il primo messaggio importante che dobbiamo dare. Quindi riuscite, se la cercate si riesce. Sembra che la nostra esperienza è quella che noi abbiamo pubblicato. E guardi, quando si fanno questi lavori è molto importante essere intellettualmente onesti, avere il coraggio di dimostrare quello che si è fatto. Noi abbiamo messo tutto nel nostro lavoro, non le dico che lavoro c'è stato per analizzare questi dati. Con il mio gruppo l'abbiamo analizzato almeno 7, 8, 10 volte per essere certi che quello che stavamo raccontando fosse vero. E abbiamo avuto un caso di arresto cardiaco in un giovane che è avvenuto in ottobre del 2019. Non abbiamo ancora capito quale sia la causa. Quindi ad oggi, purtroppo, per, diciamo così, difficoltà del mondo scientifico ancora, no? Ci sono delle casi di arresto cardiaco che non sono dimostrabili dal punto di vista tecnico, ma è perché ancora non siamo in grado, ma la scienza farà tanti passi in avanti. Il messaggio importante è che ad oggi cause strutturali, quindi cardiomiopatie, nella nostra esperienza per il momento non ne abbiamo osservato. Quindi, come diceva giustamente lei, siamo in grado di intercettare molto precocemente queste cardiomiopatie.
Se posso dire ai genitori, no? Ai genitori devono comprendere una cosa molto importante. Cosa possiamo fare? Dobbiamo fare una valutazione estremamente accurata. Non si può cercare la certificazione più rapida, la valutazione che costa meno. Dobbiamo cercare di fare una valutazione accurata. Tante volte, noi nei nostri dati abbiamo fatto che circa il 9% dei ragazzi che visitiamo alla prima valutazione dobbiamo approfondire, ma l'approfondimento serve proprio ad escludere in quella popolazione che stiamo visitando, per poter dire fai sport con tutta serenità, che non ci sia qualche segnale che ci deve far pensare che ci possa essere qualcosa che non va. Quindi al genitore voglio dire che quando noi approfondiamo, quando un medico approfondisce una situazione clinica, è solo dovuta per ottimizzare la valutazione clinica ed escludere un'eventuale presenza di una cardiopatia. Vede, nei giovani non ci possiamo aspettare un'alterazione strutturale come quella che magari si verifica in una persona adulta, perché sono, come diceva lei giustamente, in una fase di accrescimento e quindi delle volte è molto difficile osservare se quello che stiamo vedendo è una patologia in fase iniziale o magari un adattamento allo sport. E questo fa la differenza e quindi ci serve attenzione. E qui l'importanza anche dei ripetuti controlli, no? Che diceva all'inizio. Esattamente, e qui l'importanza proprio dei ripetuti controlli che abbiamo come punto strategico dello screening italiano, cosa che al resto del mondo non si fa. Ma mi creda, il nostro lavoro che è stato pubblicato in una delle riviste scientifiche cardiologiche più importanti al mondo, ha veramente suscitato grande interesse e secondo me i nostri numeri serviranno a cambiare anche la storia probabilmente dello screening internazionale. L'altra cosa che mi piacerebbe poter dire in questo momento molto prestigioso per il nostro territorio, quando noi facciamo una diagnosi, è una malattia genetica. Glielo stavo proprio per chiedere, no? Che è cosa la cosa più difficile, è la cosa più difficile, perché molto spesso noi studiamo un giovane ragazzo, per capire bene cosa stiamo osservando nel giovane ragazzo dobbiamo rivolgerci ai genitori, quindi studiare i genitori, perché sono, come dicevamo, nel 90% malattie genetiche che potrebbero essere presenti nella famiglia senza essere a conoscenza. Quindi c'è tutto un percorso molto difficile. Poi si arriva ad una diagnosi e devi comunicare una diagnosi a una famiglia che è per noi un momento devastante. Perché molto spesso la famiglia porta il figlio per poter eseguire una valutazione, per poterlo portare a fare sport ed esce con una diagnosi di malattia genetica, che è una cosa veramente inaspettata. In quella famiglia succede le cose più complicate perché poi magari un genitore ha la stessa mutazione. Da poco ho parlato, proprio poco prima di venire qui, con un papà che probabilmente ha la stessa mutazione del figlio e che non sapeva di averlo né l'uno né l'altro. Quindi questa è una cosa molto, molto difficile. Però anche qui la nostra azienda è avanti. Abbiamo deciso di dedicare una parte della nostra attività proprio alla gestione di questi giovani ragazzi che hanno una cardiomiopatia a rischio d'arresto cardiaco. E abbiamo attivato, presente solo nella nostra azienda, a livello diciamo internazionale, un percorso dedicato che si chiama proprio Il secondo tempo di Julia Ross, che poi è il titolo del cortometraggio che abbiamo portato alla Mostra del Cinema proprio l'anno scorso. Ed è un percorso che è dedicato a prendersi in carico questi giovani ragazzi che hanno una malattia a rischio d'arresto cardiaco, ai quali però bisogna dare una risposta. Quale tipo di attività fisica potrà fare questo giovane? Perché pensiamo, no, questi ragazzi che arrivano da voi con il desiderio di intraprendere una carriera sportiva, con sogni, con tutta una serie, no, di aspettative anche che si trovano di fronte ad una diagnosi di questo tipo. E questa è la cosa più difficile ed è per questo, mentre prima, 5-6 anni fa, devo dire che la nostra azienda, il nostro servizio, il nostro dipartimento ha sempre dedicato attenzione a questi giovani ragazzi, però negli ultimi 3 anni abbiamo cercato di strutturare di più un percorso di presa in carico. La comunicazione della diagnosi, formare il giovane ragazzo e la sua famiglia di quale malattie stiamo parlando. Perché i giovani ragazzi a un certo punto devono poi assumere magari una terapia farmacologica e se non sono ben consapevoli del rischio che hanno, rischiano di non assumere terapia. Uno dei problemi più gravi è la gestione delle patologie croniche nei giovani ragazzi, quindi abbiamo attivato un percorso di counseling estremamente dettagliato dove cerchiamo di formare i ragazzi a questa patologia che è stata trovata e parallelamente anche ai loro genitori. Facciamo una valutazione dettagliata, cerchiamo di allenare questi ragazzi, cioè di vedere cosa possono fare e cosa è
consigliato non eseguano più dal punto di vista fisico-sportivo, perché sappiamo per esempio che lo sforzo fisico ad alta intensità li esporrebbe ad un rischio aritmico e quindi anche di morte. E poi abbiamo attivato con il 118 del SUEM, con la dottoressa Fieramosca e tutto il suo staff, la formazione dei genitori al BLSD, quindi alla rianimazione cardiopolmonare, con l'uso del defibrillatore, essere necessarie per i loro figli. Quindi questo è un percorso che era necessario fare, che la nostra azienda ha voluto a tutti i costi portare avanti e che stiamo portando avanti con alcune difficoltà, ma anche perché è un percorso nuovo che stiamo via via delineando sempre di più in modo dettagliato e approfondito rispetto a quello che dobbiamo gestire. Però questo è veramente un salto di qualità e una risposta ad una esigenza che tante volte e le famiglie e il medico di medicina generale o il pediatra non aveva da dare come risposta ai propri assistenti, ai propri assistiti. E poi anche con la scuola, perché questi giovani ragazzi poi faranno dell'attività scolastica, ma sarà necessario dare delle indicazioni anche alla scuola per poter gestire il modo migliore e in sicurezza l'attività fisico-sportiva di questi giovani ragazzi. Dottor Sarto, io la ringrazio davvero per essere stato con noi e complimenti davvero a lei e a tutto lo staff, insomma, che ha lavorato a questo studio così, che ha dato dei risultati così importanti e portando grande prestigio. No? Anche sì, io vorrei ricordarli i miei collaboratori, perché quelli che hanno lavorato in questo studio sono veramente molto importanti e, come vi dicevo, hanno dedicato tantissime ore fuori orario lavorativo proprio perché ritengono che la ricerca sia un momento importante. E c'è il dottor Flaviano Giorgiano, la dottoressa Cinzia Pegoraro, la dottoressa Laura Merlo, la dottoressa Teresina Vessella, poi tutto lo staff di personale infermieristico che sono nella loro attività sempre presenti e disponibili, il personale di comparto. Cioè questo è il risultato di un'azienda, di un dipartimento, ma anche poi ci sono delle persone alla fine, no, che devono decidere di scegliere se dedicare del tempo alla ricerca e quindi all'approfondimento scientifico che serve per crescere per tutti noi, oppure magari al tempo libero. Loro hanno scelto questa cosa e io veramente gli sono tanto riconoscente. Dovremmo tutti esserci un po' di più. Grazie davvero al dottor Sarto. Noi ora andiamo a Padova perché la collega Anna De Roberto ci chiede la linea per parlare di una mostra davvero interessante. Restiamo nell'ambito sportivo perché è una mostra che ha consentito di far vedere quelli che sono i progetti portati avanti da Alex Zanardi a favore dello sport per la disabilità. Vediamo, è stata inaugurata proprio stamattina. A te, Anna. Buongiorno, siamo al Museo della Storia della Medicina di Padova, un museo che ha circa 8 anni di storia, e siamo qui per farvi vedere gli scatti che sono alle mie spalle. Sono gli scatti del fotografo Alberto Giuliani che in qualche modo raccontano il lavoro di Obiettivo 3. Obiettivo 3 è il progetto di Alex Zanardi, lo ricorderete, nato diversi anni fa, un progetto di reclutamento per atleti e persone diversamente abili, e parliamo di questa mostra fotografica e non solo, lo facciamo insieme a Gabriele Scalise, atleta. Buongiorno Gabriele, ciao. Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. E poi siamo con Maria Stefania Minervini, che è la coordinatrice del MUSME. Buongiorno Maria Stefania. Buongiorno a tutti. Allora, alle mie spalle questa realizzazione, questa opera fotografica che in qualche modo va a farvi vedere quali sono i punti di vista degli atleti che stanno facendo la loro performance con l'handbike. Quindi guardate, è una mostra che in qualche modo vuole far vedere, sono tutte fotografie realizzate in soggettiva, ed oltre a raccontare la storia di questi atleti, che sono 9 atleti dei 70 che sono stati e fanno parte di Obiettivo 3, vuole proprio far vedere qual è il loro punto di vista, quindi mentre loro fanno sport, il punto di vista della loro esperienza. E Gabriele, è un punto di vista diverso ovviamente da quello degli altri, è un punto di vista che tu hai imparato nel tempo grazie a Obiettivo 3 ad avere. Assolutamente sì, anche perché poi diciamo io sono stato catapultato in Obiettivo 3 dal 2018 quando appunto ho partecipato a un evento di reclutamento al Velodromo Monti a Padova, e io non conoscevo il paraciclismo, non conoscevo la bicicletta, venivo e vengo dal nuoto perché faccio anche nuoto paralimpico, però diciamo ho avuto la possibilità grazie a Obiettivo 3 di conoscere questo sport e di innamorarmi di questo sport, perché poi alla fine nel ciclismo ho trovato un po' anche la
la metafora di quella che può essere la vita, delle difficoltà, perché poi come sempre diciamo, ecco, nella vita è il 10% quello che ti succede e il 90% come reagisci a quello che ti succede, quindi fatto 100 ci vuole anche quella percentuale in più che va oltre il 100% per avviare un sogno che può avere un atleta qualsiasi, quindi poi nel paraciclismo nella fattispecie lo scoglio può essere in mezzo, e obiettivo 3, che è diciamo, una struttura, un centro di reclutamento diciamo così, di atleti paralimpici, non solo paraciclismo, dà la possibilità di realizzare dei sogni poi in collaborazione con le diciamo, società sportive, perché poi insomma è importante anche tutto quello. Maria Stefania, allora MUSME ospita questa mostra, la ospiterà intanto fino a quando e da quando è aperta? Quali sono un po' le modalità per poterne fruire? Abbiamo inaugurato sabato scorso, sabato 18 febbraio, e sarà aperta fino al 31 di maggio. È una proposta che abbiamo accolto con estremo entusiasmo, perché ci dà modo di completare un po' un'attività che avevamo già iniziato con una parete che è al piano superiore, che parla di sport, disabilità e terapia. È una cosa in cui crediamo moltissimo, per cui quando Obiettivo 3 ci ha proposto questa esposizione siamo stati veramente lieti di poterla accogliere, e poi perché comunque il prossimo triennio il MUSME ha proprio l'intenzione di lavorare su questi temi dell'accessibilità e dell'inclusività, e quindi non poteva che essere particolarmente idonea a questa esposizione. Qui c'è anche la famosa bicicletta di Alex. Esatto, è rientrata da poco e siamo stati veramente contenti, perché il messaggio che quella bicicletta, insieme agli altri 3 oggetti simbolo che sono la protesi di Bebevio e quella di Martina Caironi, sono un racconto davvero, una testimonianza importante di come lo sport possa essere una terapia sempre, non solamente in caso di disabilità. Ecco, è un racconto dunque che attende soltanto di essere fruito qui al MUSME di Padova. La mostra, appunto, si diceva, è aperta per diversi mesi, quindi insomma siamo lieti di potervela anticipare così, in questo modo, attraverso queste immagini. Io restituisco intanto la linea allo studio. Grazie Anna De Roberto per questo collegamento. Da Padova andiamo ora a Vicenza con la collega Luisa Bertini, in collegamento dal quartiere Albera, dove appunto ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il completamento della bretella a servizio di questa zona. Luisa, a te. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Giovanni Rolando, uno degli esponenti del comitato dell'Albera, che da anni si batte per il completamento di quest'opera. Avete fatto una serie di incontri, a che punto siamo? Allora, intanto abbiamo fatto una serie di incontri a partire dalla vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, che è anche assessore alle infrastrutture, con il neo promosso prefetto di Vicenza, e settimana scorsa anche con il sindaco di Vicenza. Intendiamo farlo con tutti i soggetti che hanno firmato il protocollo d'intesa per questa straordinaria opera che attende da troppo tempo, per accelerarne i lavori. Quindi siamo anche rimasti abbastanza soddisfatti di tutto quello che ci hanno detto, che tutti insieme dobbiamo lavorare per accelerare i lavori. Come? Potenziando il numero degli operai e dei tecnici presenti nei cantieri, e anche, come si può dire, e anche cominciare ad occuparsi della realizzazione della variante della strada Pasubio, che da questa rotatoria va fino a Schio. Perché? Perché la bretella dell'Albera, tangenziale di Vicenza Nord, costituisce il collegamento tra Vicenza Est, Viale Aldomoro Serenissima, e Vicenza Ovest, casello autostradale della A4. Spieghiamo ai telespettatori perché è così importante per andare a decongestionare il traffico fondamentalmente di 3 quartieri, perché parliamo del quartiere Santa Bertilla, del Villaggio del Sole, delle Maddalene. Certo, tutta la zona di Vicenza Ovest, che ha questi quartieri popolosi, è attraversata giorno per giorno da 2000 tir al giorno e notte e 41.000 veicoli. Tutto traffico di attraversamento, per cui realizzare ciò che si è detto prima con anello, tangenziale e quant'altro significa
una straordinaria opportunità perché ci sia un miglioramento della qualità della vita di tutti, ma anche dal punto di vista del sistema economico e produttivo, perché i mezzi, i camion specialmente, che escono dai cancelli delle industrie che sono da Vicenza fino all'Alto Vicentino, Schio e Thiene, passano tutti per di qua, sotto le nostre finestre, e questo costituisce un aggravio anche dal punto di vista economico per le piccole e medie imprese di quest'area. Chiarissimo, noi ringraziamo Giovanni Rolando e linea a voi a studio. Grazie a Luisa Bertini, siamo in chiusura di questa edizione, vi ricordo il nostro sondaggio di oggi: strage di migranti, colpa del governo, la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere come sempre con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21:15 in diretta con il vice direttore Ferdinando Avarino. Ci saranno Nicola Talmi della CGIL, Alberto Villanova della Lega, Gioe Formaggio di Fratelli d'Italia, Giacomo Di Landi del PD e poi ancora Mario Conte, sindaco di Treviso, e il professor Arturo Lorenzoni, docente di Economia dell'Energia. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci, buon pomeriggio.